mia nuova TT succhi anche più di te. Il tuo G entra qui e non sa manco chi è. Ho la fame delle strade e ti chiedi perché. Questi PRP faccio un salto fra te. Ma che non ho mai tradito la street, non l'ho fatto per i soldi, figurati una beat. Fatti un giro nella city, mafiosi e banditi, visti e poi spariti, carichi di chi. Sono forte con gli affari, quindi che ci provi a fare? Una cappa bello caldo ma lo tengo chiuso a chiave. Giuro su mia madre, ho solo due strade. O divento milionario oppure muoio nel provare. Italian Paradise, lo sai, siamo il meglio che c'è. Welcome nella 80, benvenuto fra te. Giro per le strade in Lambo mentre spruzzo Chanel. Fra te c'ho due palle quadre, sicuro più di te. Best in Italy, lo sai, siamo gente intraprendente. IPRP da sempre porta in alto la sua gente. Scegli vita da legale oppure da delinquente. No, grazie mille per i like, però. Facciamo un giro a Roma, vediamo chi ci sta. Non sembrano esserci. Ok. Aspetta, come cavolo era? Ah, qua. Mi manca un po' la città, va. Se c'è vedere quell'auto di merda che stanno ballando. Non c'è nessuno. Su IPRP mi sono preso L3RS. Ah,
l'R3, l'RS3, quella là bit dici, fra? Filo? Ma secondo te ci sta, vediamo, ci sta qualcosa qua. Che cavolo sta il telefono? Usa. Perché non me lo può usare? Vabbè, qua è un po' pericoloso, però. Usa. Basta. Non lo può usare. No, la 3RS normale e ora sono stirato. Ah, ok. Vabbè, dai, ci sta. Ah, anche a voi capita che il telefono non funziona, è un problema mio. Non voglio fare il relog. Chi non muore è vivo. Mica, non è... Ma, Vito, bellissimo. Cazzo, ragazzi. Come stai? Abbastanza. Sei diventato un po' vecchiotto, eh? Cazzo, mi hai rotto Sì, il sì. cazzo. Lo so quando che ti cerco, è tantissimo. Immagino. Perché gli dai 250k. Mi devi dare 250k. Se, dove lo vado a fare? No, è quello che ti ho dato Big Primera. Aspetta. Non ce l'ho qua. Se vuoi ti faccio il Come? bonifico. E che cucina, che cosa c'è problema? 50k Ma perché il botte. telefono a me non fa aprire, raga? Non so. Come 50k? Non parlo col telefono. Poi glieli prendi in contanti e gli dai il telefono. Sì, poi che se lo Cicero quando ti fa la bannata dall'altra parte. Sì, ma Come su, stai? sono Come le stai? 9 Come stai? Hai qualche lavoro da farmi fare? Come Ma stai, Dro? Ma come stai? stai? No, fra, avevo un lavoro, ma sono stato licenziato. Ma come stai? Come stai? Basta, raga, serietà, dai. Chi è Oh, questo raga, qua? dai. Dai, Oh, ragazzi, non mi serietà. fate incazzare. Le 9:40. stai? Ragazzi, Ordine. dai, Zucca. serietà, le 9:40 sono, dai. Andiamo. Prendete in spalla 20 Mitch, minuti, living. guarda. Lavoro da romantica, ma mi pagano poco. Prendi in spalla... Aspetta, dov'è Camu? Come arrivati a Camu, una camminata normale? Mitch che invece te lo do a te. Sì, prendilo. Mitch, che cazzo. Camu, Che dobbiamo fare col living? Lo prendiamo o Mitch no? che è vice, te lo lascia a te, te lo pigli tu in spalla. Sì. Calma. Ragazzi, che Ah, dobbiamo non fare con il living? Lo prendiamo o no? Sì, però non è che possiamo scendere tutta sta gente in spalla, raga. No, raga, portamela andata. allora, mi sentite? Sì. Ok, no, ci sono, ma sono un attimo in chiamata, cioè... Vabbè, metti il cappello e mi sali in macchina, non sali con me. Mi posso... Tu segui quelli neri, va bene? No, mi altro mi servirebbe qualcosa da mangiare se ce l'avete, raga. Grazie, pena. Tiene pena. A me mi Grazie, servirebbe te, per te. vedere come rimettere la camminata normale. Vediamo, cammina. Non tanto normale, se posso dire. Metti Alien. Ma perché non mi Ale. fa usare il telefono? È un pezzo di merda, è traditore. Bastardo. Pizza e Stefano, merda. dai. Stefania dall'altro Che c'è? lato. Stai dall'altro Mamma lato. mia. No, sono di sposto. Ma lavoro da romantica, non mi pagano poco, fra io Oh, lavoro, ma lavoro, aspettate, mi hanno vi dovete mollato. dividere con 2 auto. Anche perché sto anche sull'altra Siete città due. e qui sono un po' inattivo. Mi dispiace, fra. Non posso aiutarti. Oh, Con le spalle ci vanno qua. cazzo stai a fare ancora? Vabbè, no, non vengo, l'ho Tutto a capito. posto? Tutto a posto, Vit, tu? Sì, tutto a posto. Sei tornato in vita, tipo? Sì, Sei risuscitato? Sono tornato dall'America. Ah, ho capito. Scusa, ma c'ho i peli in bocca. No, E niente. Beh, comunque ragazzi, io camminare posso camminare, ma se non parlo è perché sono al telefono. sì. Grazie per la comprensione, vi voglio bene. Vito, vai con Stefano. Avanti? Sì, qua con quest'auto. Ah, ok, qua, sì. Ci vediamo nel garage qua che prendo l'auto nera. Aspetta che vengo avanti. Aspetta. E niente. Vabbè. Buono. Finisci la radio, per favore. Come?
Qual è la radio? Dov'è? Non ti sento. Mi senti? Sentendo... Cioè, questi che gridano in radio, aspetta, non capisco niente. Dimmi. No, la radio qual è? Ciao Vict. 333.69. Ok. Garage fuori dal bunker, diciamo. La settimanata Bella doppia, Dio. così siamo a posto. Ciao, Vic. Il tasto. Volevo domandarti... cercato. scusa, volevo domandarti quando sono i pagamenti? A posto. Ora vi licenzia a tutti, che nessuno sta vedendo. No, io lavoravo. Ma sei Nicola? Guarda le Bravo. Adesso Nicola, no, so Vito. Guarda le fatture e guardale. Guardate bene. Attentamente, guardale. A me già avevi licenziato, Sorry. quindi non c'entro io. Tu perché te ne vai su Prime a giocare? C'è da- Ma c'è ci da credo, rompere. dai. UTFR. Giochi su Paradise? Oggi ho trovato un nuovo cliente. Ora lo Bravo, prenderò sto Prime. su Prime ultimamente, però è una vita che sto su Prime, cioè nel senso su i Settimana PRP, passata, c'è cioè un questa sacco di dal roba 21 qua. in poi. Mi dispiace Qua lasciarli. lavoriamo, mica seghe. Solo che devo... Qua lavoriamo sono un solo attimo io, spenti tutti quanti qua. Anche le c'è seghe, poca comunque. gente. Colombiana A. Colombiana. E Oddio, lo ma tu prendi, io lo sei stipendio di in lei città? lo dividi a me e Steffi. No, Chiocciola ragazzi, Ghino, io non 7 lavoro più, Ghilo. quindi il mio stipendio non ve lo penghiate. Fammi sapere se stai in città. Come va la bambina? Perché se li tolti 2 settimane qua si lamentano le persone. Infatti non ci sono io, guarda un po'. Forza! Andiamo! Andiamo ragazzi. Sparatoio. Sì. E credo di fare il Minchia, medico. stanno sparando come i cani. Ah, figa, la pieno. Parapapam, parapapam. Oh. Mamma fra! Mi ha fatto volare! Come ti ci trovi dall'altra parte? È bello, onesto, bello. Lo preferisci qua? Com'è? Lo preferisci qua? Io gioco su Paradise, Allora, io si è non- pieno di bambini, cioè, show non in lo altre preferisco, città, in X realtà io Mebo. preferirei un sacco restare qua. Cioè vorrei stare 1 miliardo di volte qua. Ma solo che purtroppo qua ci stanno un sacco di bambini che non sanno giocare, un sacco di gente che non fa RP. Cioè gioco a questo qua per fare RP, non per stare a sparare come un Vabbè, cane, certo. capito? Ma tu ora dove sei su Paradise no? Hai ragione. Ora sì, sono su Paradise perché c'è la riunione, ho detto me sto un po' qua e almeno sto ok. Però queste ultime sere sto su Prime. Però Ecco, ci stanno un sacco di cose qua che sono belle, a me mi piace stare qua, è solo che... bella metà potrebbero essere miei figli come età. Onesto, se rendessero il server well e molta gente sarebbe mandata via, o ci sarebbero dei criteri, io Quello che resterei dicevo qua. prima. Io resterei qua, sì, onesto. Io l'altra volta pure dicevo questa cosa. Anche perché stare qua in combo, cioè nel senso in borghese. Stanotte mi fermiamoci hanno un fatto gli attimo, abusi i controlliamo carabinieri tutto, maschere, maggiorenni, cappelli. vabbè, NN e solo bambini. Maschera. Vediamo se abbiamo tutto. Ok, io ho tutto. Quanti siamo in tutto? Macchina davanti quanti siete? Siamo 3 più uno in spalla. 4 davanti e 2 I dietro. carabinieri? Come è più adesso? Ok. Bello. Qui dietro siamo 2. Chiocciola Ghilo 7 Sisi. 2, 4, 6, 7. Allora, stanotte mi hanno fatto gli abusi carabinieri maggiorenni, vabbè, non solo bambini. Sì, ecco perché dico io, molti, fra, non sanno giocare, cioè entrano, fanno cazzi loro. Cioè dico io, se devi fare il cazzeggio, fatelo con gli amici tuoi e basta, non c'è bisogno che per rompere le palle agli altri. Mi raccomando, Questa è una corte e delle basta. motivazioni. Non parlate di cose strane, anzi se non parlate è meglio. Non lo so. Io A dicevo me prima. piace un sacco stare qua con i borghesi, cioè ho iniziato e sto finendo, voglio dire, sto continuando. Però per molte altre cose no. Poi ci sono piccole puttanate che in quell'altro server ci stanno e sono belle. Molti abusi mi hanno lasciato infermo Titì la notte Arrivato dentro Living. la cella in più, Grazie. oggi altro tempo è venuto.
No, fra. Beh, io ho fatto il mio primo referto medico. Non vi dico cosa ho dovuto fare per Aspetta, finirlo. Camu, che è arrivata Manco i Living. documenti aveva. Un Posto, modo a a posto. salvarmi. XK ha visto la clip. E infatti, capito quello che dico io? Poi ti prendono, ti lasciano là in gabbia. Vabbè, ma sono d'accordo. Cioè, quella cosa di lasciarti in gabbia, non lo Andiamo. puoi fare, fra. Io, cioè. Io sono evasa dalla gabbia. Cioè, una delle cose più belle è fare queste cose qua. A me piace un sacco fare l'RP, però, cioè, fai la riunione, sì. Mi Ultimamente sono le riunioni, costituita 10 minuti, XNN peggiorare. cioè, 10 minuti di riunione. Andiamo. Cioè, basta, capito? Invece dovrebbe essere un attimo più corposa la roba, più documentata, più incontro, più RP. Buonasera. Ghilo, se vengo a fare l'infermiere, cioè se vengo nell'ACRI io voglio fare quello che fai tu al massimo proprio, per cazzeggiare un attimo, perché comunque là in officina non ci sto più. Se era WL era il numero 1 Paradise. Sì, fosse stato WAL avrà il migliore. Eh sì, solo che non Onesto. vogliono farlo in tanti. Occhiali, mettete gli occhiali. 216. Immagino. No, io vorrei, lo so, Devi stare immagino. con tuo cognato, a me faccio Vorrei farlo 348. un po' in giro con un'ambulanza. Ma mi hai cazzeggiare. chiamato Fra? Sono donna. Ah, ok, no, poi ho letto. Scusa, 102. dopo ho letto mi sono costituita. Prendi, ti stai zitto? Sto riordinando la fila, Azzo. visto che non la capite di stare in... Non comandato casa e puoi comandare a casa muto. Sto comandando. Ammazza. Senti, ma che mica comandi? Ero messo con living, se te lo prendi. Diciamo che minchia ora. considerando che come mi gira il chiamavo nuovo WL in WL sarebbe il top emoticon che ride. Queste cose ne parlate Sì, a Ghilo, sì, Ghilo, Siete sarebbe di bellissimo. No, fanculo tutto. Poi dicevo, Chiocciola cazzata. stare in... No, raga. Ragazzi, avete visto il Barcellona? Toma. Stare in, No, che in cazzo, cella un tipo paese non una sanno sera, fare. non puoi, Frate, cioè tu mi devi far uscire hai io capito? un'ora, ci sto. Hai capito? Ha fatto un gol bellissimo. Ma neanche. Chiocciola come sei cazzo uno devi degli fare? sbirri? 45 minuti, no. Cioè, dall'altra parte del carcere ti fai 5 Si minuti sto guardando il contati. barca. Zio Ken e sono interista. Yamal fa paura. Beh, sì, fra. 2-0 in 10 minuti ha fatto. Non eravate in diretta, ragazzi. Il cartello è decimato da quando hanno buttato via tutti quanti quelli che stanno su Prime. Io sto con loro. Ecco perché. Non ti saprei dire. Vieni qua, cognò. Più vicino in fila. Ragazzi, ma state vedendo l'Inter? Oh, Ma che stai cazzo zitto. me ne frega. Sì, stiamo guardando l'Inter. Ce ne frega Grazie, niente grazie quello che molto. fai te. Ce ne frega niente quello che fai te. Metagame. Ammazzati. No, state zitti. Colombiana. Ma la lasagna come va? Sulla Non si sanno lasagna? fare neanche serio. Che lasagna, ragazzi? Di che parlate? Colombiana, che Bello fai della qua città. in città? Sai che non ti ho presente? No, siamo anche gli altri, sono tutti zitti, quindi... Oppure ci stai da poco, non lo so. Le rapine. Beh, sì, ci sta, giusto, anche quello. Un po' più ordinato. Immagino. Mica più dritto. Non è male. È risultata incinta, ma non sa com'è possibile. Ah, Nervoso. interessante questo, va. Cioè, quanti ne siamo? 2, 4, 6, 8. Prima ne eravamo 20, 25. Palla. Speriamo venga qualcun altro. La Madonna in GTA. Questa non è molto ok, diciamo, come cosa. Ecco cosa faccio. Beh, ci sta. Beh, sì, io mi occupavo fino a qualche giorno, qualche settimana fa, qua di pulire soldi. C'era qualche amico strettissimo che faceva documenti. Haha, nascerà il prossimo messia di IPRP. Senti Ghilo, prendi sta bambina e adotta la X favore a Altrimenti l'abbandono. No, ma che No, no, ne ho dici? già una Oh. fuori città, mi basta.
Chi è il 348? Dici che si mette indietro. Tanto è facciamoci. finta. Beh sì, ci mancherebbe, dai. Cosa serio? Ci sta ancora lì sopra, no? Come non c'è siete nessuno. seri? Sì, vero. E dai in caso per sistemare il referto passa che faccio risultare che l'hai persa e via. No, Ghilo, ma che scrivi? Però se ti arrestano se sei incinta non possono arrestarti. Non sono molto d'accordo con quello che dici, Bare. Ti vado a denunciare. Sì, tutti seri, però il fatto è che ci sono solo 3 mafie, 4, 5 mafie forse. Questi qua che Col sembrano... Caxxo mi hanno arrestata 3 giorni di fila, altro che ieri il taser. E con le borseggiatrici funziona così. Quelle borseggiatrici funzionano. Beh, è vero, quello è vero. Una piaga della società, secondo me. Come fai a farti arrestare da tutti quei giorni? Scusa, 3 giorni E di fagli fila. vedere il referto che sei incinta. Grazie mille, Nico. Grazie. Armedetti Burtina? Quello lì sei tu, Nico. Il mio arresto l'hanno cancellato ieri. Ah, ok. Grazie mille per Buonasera. 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 No, bella Franco. Buonasera. È uno dei più forti secondo me, Franco. Cazzo è questo? Io l'apprezzo. E niente. Ma sono stata TT la notte in cella XKNN, c'era nessuno staff. Eh sì, anche quello, voglio dire. Per esempio, io non per qualcosa, non per giudicare o fare apposta queste cose qua. Però dall'altra parte c'è uno staffer fino alle 2:30 e poi le azioni si fanno in un lasso, le azioni illegali si fanno in un lasso di tempo dalle 2:30 alle 2:30. Quindi tu la mattina fai la vita normale, eventualmente, che non è illegale. E la sera, quando ci stanno gli staffer, fai la vita illegale. Così possono Appena giudicare, stamattina lo possono... staff ha visto la clip, mi ha ridato tutto e mi ha messa fuori. Ma certo, perché tu non puoi stare tutta la notte, va. Che palle. Quindi eri in cella della caserma, ho capito bene, giusto? Sì, Vabbè. Buonasera. Un altro casino. Scusami aspettavo se... un miracolo. Bah, sì. Scusami se chiedo, ma... Cioè, perché non ti hanno trasferito subito qui in cella al carcere? Non potrebbero abbandonarti lì. E infatti, cioè, dovrebbero portarti già in carcere. Abuso. Subito. Vabbè, è giusto. Ah, ok, Nico, beh, sì, mi fa piacere. Grazie mille. Senza acqua e senza cibo. Vabbè. Che palle. Che poi là non puoi neanche anche tu, tipo, abusare. Senza NNT. Cioè, non puoi neanche, tipo, far venire qualcuno e farti portare fuori, perché comunque sarebbe, a parte l'abuso, ma a una certa te ne freghi pure. Però dico, Sì, è va bene, scomodo. sono da ban temporaneo, però così. Lo so. Io sono totalmente contro sta roba. La polizia non sta andando granché. Cioè i carabinieri, scusa, o meglio le forze dell'ordine. Io ero evasa tramite un bug, ma mi sono costituita XNN peggiorare. Sì, hai fatto bene, è vero. Oh, grazie mille, Chilo. Grazie, non devi, Fra. Ti chiamo Fra anche se sei molto più grande di me, ma mi piace sta cosa. Oh, la smetti. Che niente. riunione è? È la riunione delle mafie, delle fazioni. Noi siamo una fazione, quella là è un'altra, quella là è un'altra.
Ora non conosco tutti quanti, in realtà. Cioè, non conosco nessuno, conosco solo questi qua rossi. Gli altri non so neanche chi sono. Questi qua sembrano tipo quelli Figurati, là. nessun problema del lei, me lo danno solo in ufficio, per fortuna. Emoticon che ride. Ah, bella, bella. Preferisco sta roba. Vabbè, anche io devo Immagina darle... cacciare una pistola lì. Ah, No, wow. ma che scherzi? Sul canale... Dov'è? Su YouTube. C'è qualche... Gli ultimi incontri, o l'ultimo o il penultimo. Forse il terzo ultimo, insomma, uno di questi qua. Uno a caso esce una pistola, quelli là iniziano a mitragliarli tutti. Un bordello, perché c'erano... Poi spara uno, viene atterrato, e tutti quanti... E io in mezzo, come un pollo, che passavo in mezzo ai colpi. Dai su, prova a dire sei puntato. Ma che scherzo, oh, Kilo. Ah. Ma cioè, non devi neanche dire se è puntato. Mo non so se c'è ancora... Aspetta, vediamo. No, lì sopra non c'è nessuno. Qualche mese fa circa o qualcosa di più abbiamo fatto noi facevamo da supporto al cartello e stavamo appostati lì sopra, su quella casa, lì di fronte, e poi molti erano là in mezzo. Mili muore diretto a... Bravo, sì, esatto, bravo, sì, scusami, ma ho sbagliato. E Sì, niente. ti ho visto. Sì, Ghilo. E praticamente... L'ultimo dito a sinistra non c'è. Siete tutti 2-2-2. Ah, ok. E quindi... La vuoi finire di darmi del maschio? Giusto. Se sto ancora E vado io a rianimarlo in mezzo a tutti. Anzi, 5 minuti da rientrare quelli fuori. E che ci sta fuori? Tanto la metà mi conosce lì. Sì, Ghilo. Eh sì, voi, secondo me il medico è uno dei lavori più belli, perché poi conosci un sacco di gente, perché tu praticamente salvi chiunque, che qui chiunque viene atterrato, capito? Una donnina NN ci sta come mafia. Perché no? Che cazzo è partito? No, secondo me ci sta in realtà, ma ci sta qualcun altro che lo è, almeno prima sì, ora non lo so. No, dico NN, ce n'è nemmeno una. No, forse Sì, solo... sì, esatto, e poi se sai come porti vai d'accordo con tutti. Ah sì, Ghiro. Anche perché tipo voi medici avete una specie di immunità, quindi puoi stare tranquillissimo. Vediamo che iniziamo, va. Ora vengo e dico scusate, e lì la festa? Ma che... se ti vuoi fare bannare, ferma bannare, sì. Credo. Sì, siamo intoccabili. Ci meniamo tra di noi ogni tanto. Eh sì, se no non vi divertite per niente, neanche un pugno, cioè, voglio dire. Aspetta, forse è capitato anche qualcuno che si è presentato. Ah no, forse un elicottero, forse un elicottero. Che ti parano là. Io sono a fianco a voi in quelli rossi. Oh, Gabri. Colombiana, andiamo a fare un picnic lì in mezzo, No, passo bello. a prenderti con l'ambulanza. Gabri, mi fa piacere, sì, cioè voi so chi siete, poi vabbè, Franco è un amicone. Vedi, sono disoccupato. Prima avevo un bel lavoro. Lavoravo, molico senza. Poi, chiusa attività, sono andato via e stavo all'officina autosalvage. Franco è troppo bravo. Sì, Franco Chiocciola è Gabri entrato lì. NN, ci credo, alzala. Mano a... Non ci creda. Gabri, un secondo, se puoi, se vuoi. Componiti dall'F3 muscoletto stand guard. Alza le mani e poi le riabbassi, ti metti di nuovo. E lui? Aspetta. Ah no. Sta mangiando? Mo ti mando screen. Adesso vabbè. alza e lo trucidano. No, ma se alza le mani non è che lo trucidano. Può farlo, non è... Perché comunque per scomporti dalla posizione dell'F3. NN alzare là. Mano che t'ammazzano a Bafefea. No, ma che... Può farlo. Poi Franco, non so Gabri se mi seguivi già o no. Che so, a tavola faccio screen e ti mando.
Vabbè, no, ma ti credo. Lo Anzi. perquisiscono in 50. Poi, già che mi hai detto Franco, significa che è vero che stai là. Che Franco sta là dietro. E che dovevo dire? Una volta in un TikTok che ho pubblicato, ci sta Franco che fa quella là. Fa quella là, non mi guardare negli occhi perché non sono Il truccato. vice boss è Arturo. Ma non lo so, io conosco solo Franco. E praticamente lui fa, vabbè, allora non ti guardo Con Aldo. in faccia, ti guardo nei secondi occhi. Arturo con Aldo, ok. E vabbè, noi i boss ci stanno avanti. Vice Chiocciola boss stanno Gabri e dietro, basta? e noi. Ma Franco o Squalo? Ma Franco Squalo. E lui si chiama Franco Squalo. Sì, è lui. Tu forse conosci sia lo Squalo che Franco? Dici due Solo persone due? diverse? Ok, capito. Sì, Franco Squalo. No, anche altri. Poi. Ci stiamo mettendo più del solito. 5 minuti. Vediamo. Secondo voi si possono mandare i link in chat? Non credo, lo sai. No. Ok. Peccato, se no ti facevo vedere il TikTok che dicevo. Qui no. Chiocciola Gabri e ottavo? Anche ottavo conosco. Poco conosco, ma lo conosco. La vostra auto è rotta. La nostra auto, Gabri? E capo? Oh, Sì. giù di capo. No, Gabri, ma che dici? Non è rotta. Ora è rotta perché fa un cagare. Onesto. Rispetto a prima. Sta cosa la so per certo. E non l'hanno più fissata. No, non si sposta dal pavimento. Vabbè, ma è l'handling quello. Qualsiasi auto che ha l'handling ci metti 100 euro sopra non si sposta da terra, capi? E il capo ottavo? No, non è il capo ottavo. Quell'auto là noi abbiamo. Allora, noi inizialmente avevamo il Gladiator. Quello lì si ribaltava in un niente. Per colpa di quella macchina, perché era un po' impossibile scappare dalla polizia, perché sì, veloce, ma perdevi tipo stabilità in un secondo. È import giusto? Eh sì, abbiamo deciso di importarla. Ci ho messo anch'io i soldi, oltre al boss, l'altro boss e il vice boss che stavano prima. E abbiamo importato quell'auto là con l'handling. Ecco perché ce l'abbiamo. Prima era molto più veloce l'auto e aveva un'accelerazione mostruosa, cioè nel senso che quando acceleravi si alzava su due ruote. Poi, perché la polizia si lamentava, l'FDO si lamentava, l'hanno tipo sputtanata, va. Però fai 300, voglio dire, quando vuole. Solo che poi è attaccato al terreno, vabbè, è molto stabile, questo è vero. Ma è una caratteristica dell'handling. Ma quanto viene importare un'auto circa? Chilo, una barcaccia di soldi, fra. Cioè, costa 200 euro, credo, o qualcosina di più, l'auto. Cioè, tu prendi una macchinina, prendi una macchina di merda, la importi ed è quella. Però è solo tua, di regola. In più, che cazzo fa quello? Bravo. Più, se vuoi l'handling, cioè quella cosa che diceva Gabri, che nel senso tu stai attaccato al terreno e vai a 8000 km/h, ci metti altre 100 euro e ti resta attaccata. Se capè, zio Chilo. La metti in cash, bare. Ah, qualcuno ha sparato, o sbaglio? Sì, ho sentito anch'io col silenziatore. Mi tengo la mia T6. Ma sì, ma 8000 volte meglio. Senza oh, hanno sparato. Che è successo? Io l'ho provata una sera e gli ho vinto sempre i prelievi. Come i prelievi? Che prelievi hai vinto? Perché Bog si è tippato così? Ah, per cercare qualcuno. Sono io che sparo. No, ma che fai? Scherzi? Ah, ok. No. Vedi, è tornato.
Ma seriamente stai sparando? No, è impossibile, non ci crederò mai. Ovviamente scherzo. Eh sì, perché sennò quello ti veniva a prendere, ti buttava a mare. Non mi fa scrivere l'altra parola in banca. Eh sì, è vietata forse. Ma ancora stanno lì? Vabbè, non ho capito quello che intendi. Che state aspettando, Nico? Che ne so, boh. Stiamo Ma va qua. manco in città sono. Ah, ok. Beh, giustamente. Se mi stai guardando, è anche giusto. Ancora là? Nico, dovremmo iniziare a breve, penso un minuto. Non lo so, di solito alle 10:10, alle 10:05, 10:10 Metà iniziamo. cartello se n'è andato su prime. Sì, Gabri, sto anche su, cioè sto su Prime principalmente, ultimamente. Nelle ultime sere sto là. Una settimana, 2 settimane. E vabbè, però non è che se n'è andato, loro volevano restare sia qua che là. È Ciao. solo che... Ciao Frosty, a posto? È solo che il capo... Alcuni stanno pure tornando però. Bah, Ghilo, non lo Sì. so. Non lo so, sinceramente. Almeno quelli che conosco io, che sono partiti per andare lì, stanno lì, onesto. Mi fa piacere. Conosci Eddie del cartello? Sono alla riunione del cartello. Oh, bello, Frosty. Beggo è tornato. Ah, Buggo, sì, è vero. Stava con noi, però non so perché non è restato. In realtà non ci ha detto nulla. Uno penso sia stato già bannato anche da là. Nico, i clienti penso stiano tutti quanti qua. Frosty, dove stai? Siamo pronti? No, Brutta, dove stai nascosto? O meglio, dove L'importante è stai che sto io in città, il resto NN conta. Beh, sì, giusto. Buonasera. PK hanno sparato? Buonasera. Ieri sera è Non lo so. successo un casino. Buonasera. Che è successo, Gabri? Allora, Frostino, che fai lì? Vai ai campi che devo fare soldi. La settimana scorsa aspettavate qualcosa. Chiocciola Gabri, a chi lo dici? E purtroppo quella persona che doveva venire con la barca non è venuta per paura di essere beccata. Hanno wipato per sbaglio un sacco di gente. E rinviando giorno dopo giorno non siamo riusciti neanche a fare la cena, giustamente. Che se a me mi dicono, Mi hanno io rimborsato domani oggi. sera ci sono, Ah, ok, porto Gabri, il va carico bene, con la va barca, bene. preparatevi. Ma mi deve dare anche tempo da farvi preparare a voi. E non è una cosa da un'ora, mettiamola così. Ok. Vediamo che dice. Quindi Sono dietro a quelli con i pantaloni tipo marroncini. domenica sera, ok, Ah, lì in fondo, ok, facciamo la ok. cena. Va bene. Promesso. Quindi Però, ogni pazione verrà mandata un'email dove sarà scritto il posto e l'orario da presentarsi. Scusami, aspetta, chi era che mi aveva chiesto? Naturalmente chi quello del verrà dopo ok. quell'orario Sono stati wipati perché Bog non voleva Sinceramente, che le persone che facessero non le conviene. parte del cartello non giocassero Chiocciola altre- Frostino alza le mani. in altre città. sperando Quindi anche quando di si far sono venire accorti dai il log socio, che praticamente entravano domenica su Prime RP, per fare 4 chiacchiere. Bog ha detto no, sta Mangiamo cosa non mi bene, non vi piace, vabbè c'è anche preoccupate. la clip, quindi credo ai ragazzi che mi hanno Conosci a detto. Raffaele, l'amico di Franco? Hanno sparato. Forse l'avevo In visto teoria qualche tornerete volta. tutti a casa. Toccate Ah, solo Frostino, la non alza le mani. Bravi, fate la Detto cena, ciò, almeno noi possiamo fare la alcune riunione famiglie ci hanno domenica sera lasciato, senza penso correre. che lo sappiate? No? Fate le riunioni domenica? C'è stata qualche famiglia, diciamo, che gli abbiamo staccato Io la testa, lavoro da adesso lui. li uso come pali. Ah, ok. Va bene. Tipo in casa Monica. Sì, sì, sono- sempre. Cosa sono stati wipati, Casa Monica? Quello si è emozionato talmente tanto che è esploso tutto, va bene? Così ho capito io. Confermatemi, non lo ok, so. mi stanno mandando tutto, un attimo solo, scusate. Mi è sembrato di capire così. Ok. Però già un'altra famiglia è Ghilo, andata. vienimi a Settimana prendere che prossima andiamo penso lì, che la mettiamo conoscerete, un'ambulanza di sicurezza. che dovrebbe venire in teoria, come state venendo voi. Pure io mi ricordo così. Ma Casa Monica penso sia Io la vi stessa ricordo roba. che Credo, il pizzo, perché ci sono sempre problemi con sto pizzo. Arrivo. Se
una famiglia ha un locale, Mi dispiace vedere Nico che deve spamma la pensare. pubblicità, però mi ha detto che non va quindi non nessuno. rompete il cazzo a quella famiglia o al locale, ma scoprite quale famiglia Girati che i arriviamo. soldi di quell'attività. Un'altra cosa che volevo dire è stata presa una nuova l'attività della Sentiamo, sono curioso. con Mollico Senza, aperto ieri o oggi, quindi non gli rompete il cazzo perché devono passare 2 settimane. Spero che avete aperto le orecchie perché sennò ve la vedete con me. Come in Costanza la stessa Se cosa, sapete chi è il proprietario, dopo che ci sono chi è che stato lo sa. io, Chissà dopo chi è che il ci sono proprietario stato di io a Mollico lavorare, Senza. Io no. Sarebbero dopo un po' quelli di un altro ha Mamma aperto l'attività, Mia Trattoria Vita Mia. pure quelli, Avete qualcosa da Si mangiare? sono presi quelli, hanno fatto un cambio di attività. pure quelli. Comunque, detto ciò, quindi noi rompete il Praticamente, cazzo ma perché comunque se lo Mamma vedete Mia aperto, Trattoria, ovvio, sono quei devono due passare Ferdi almeno 2 e settimane Ricky. prima di andare via a Mamma rompere mia, il stanno cazzo. comprando tutto. Poi non so neanche come fanno. Sono amici miei i proprietari del negozio Mollica. Dici, ma sono quelli là, sono Ferdi Mandate e la magliana, Ricky? dove sta? Qual è la banda della magliana? Come mai solo in 2? Vabbè, Perché gli altri hanno avuto una giornata Sofia. particolare oggi, domani è festa. Sofia. Ok. Raja, pure voi stessa cosa? Raja? Ci stanno ancora? Raja? Ah, quello sta proprio nei pensieri. Nasi? Tu sta a dormire. Cazzo sta a fa qua? Dorme. Sì. Dì che dorme Si Ferdi si dà da fare. Spende un Magari sacco mi di piace. soldi, avrà sì, 1 miliardo di sicuramente, PG pure, boh. Mi dissocio Vabbè. da queste cose, comunque Non so. settimana Non puoi fare prossima quella roba facciamo là, 1000 dillo secondo me. di Maria e Personalmente la penso io, ok? Ok. Questa settimana ho dato Ok. 2 settimane ve l'ho date libere a scelta vostra, quindi questa settimana fatemi scegliere me. Allora, domenica quindi facciamo questa cena. Lo so Nico che la devi mettere per Sarete provare. tutti invitati, sia boss, vice boss e i vostri fedeli compagni, ok? Io non Io sopporto una cosa quelli che sola stanno a chiedo, Pigla la protezione al Casino, taxi. non voglio sentire macello. In quel momento parlerà solo i capi famiglia e al massimo i vice se i capi famiglia naturalmente non ci sono. Gli altri gentilmente dovranno stare zitti, perché se sento ride, schignazzare o fare Gabri, cazzate, spero quelli che... regà, da lì non uscite. Cioè nel senso c'è qualcuno che fa la Basta. protezione al taxi? L'ho detto, Chi è che fa la protezione al taxi? le sparo io e da lì non Il taxi uscite. è quella di Mary Stolberg, come cazzo si Ok? chiama lei? È chiaro a Lei. tutti? Giusto? Chiaro. Perfetto, ragazzi, ci vediamo domenica sera, non vi dico mercoledì perché tanto ci vediamo domenica sera direttamente per la cena. Vi auguro una buona serata a tutti. Grazie mille, grazie mille. Grazie, bello. Scusa. Bro, what the hell, man? Aspettate ragazzi, aspettate. Brava mia, devo qualcosa da mangiare. Non corre. Yeah, I'm so sorry. Devi mangiare? Non Che serve? correre, non correre. Ieri li ho visti entrarmati, erano Non vestiti correre, con le maglie Teo. rosse. Io c'ho qualcosa da mangiare, aspetta. Tutus tu, traffico Teo, non X, correre. due parole. Per te c'è sempre qualcosa, amore, dietro la scettera. Grazie Fa a mille. terra, amori. Grazie mille. Non correre. Bello gattino, bravo. Se poi c'è anche il cibo per cani, se ti interessa. Gattino! Quello per gatti. Ma le rosse. No, forse erano scherzavo, quelli là, la busta, erano la busta. sempre loro, Per la busta. società barese. Oh, loro Anto, erano in rosso Anto, ora. ma tu mi devi ancora parlare? Oppure me lo dimentico? Non ho nessuna informazione sui Oh, cambi bella della fratello settimana. mio. Ma io non Azzo so tutta c'è sta strada X Vito, dire che... Vito. E c'è pure, ci sono pure io, bastardo. Ma voi fate acquasina o no? Facciamo? Oh, sta minchia stavo buffando. Ma? Ecco. Chi è questo qua Come non ho ubriaco? nessuna settimana di cambi. Ho Catarro. detto, Ghilo. Tutto sta stava per dire che... Oh, io no per qualcosa. Colombiana che Scusi? fanno la cena. Colombiana. Ma La cosa cena c'è l'avevano detto scritto 2 qua settimane Che fa. la cena è Non so rimandata a... leggere. Questa Vedete? settimana. Ah, allora non ho sentito. Mandato. No, Ghilo, Maria. Sentiamo. Non si Boh, vede. io non sento con, nulla. le panette, va, diciamo così. La Cici con le panette. Pensare che una volta Non so se si può dire qua, boh. Non si corre, ragazzi, con i pantaloni Oh, neri. Davide. Davide, Stai troppo silenzioso, bello. capo, Se sei Evitato tu, correre. Silenzioso. Ottimo. Madonna, Ho con capito. questa camminata chi è?
Minchia, intenso questo pensiero. Sigma. Convergo 876. Sì, ma sono 1000, comunque sono pochi. Ciao, ragazzi. da fare, però ci Ciao, sta. ragazzi. Io già te l'ho detto prima, amore. Bella, Buona serata, gattino. belli. Ah, questi qua sono la Chiocciola ndrangheta, Ghilo come 7 Gilut. Gilut. Bella, Gustavo. Ragazzi, devo fare un attimo chiudere e riaprire. Si è bloccata la bocca. Mi sentite le stramurtrma? In caso, ragazzi, Stai, aspettate fai- qualche Hola fai Gustavo. Ma questa macchina non non era mi guidare. aziendale. No, mi stufo. Di chi è questa macchina brutta? Questa macchina non era solo aziendale. Guarda. E niente. Poi d'estetica è troppo bella Sauto. Secondo ragazzi in Montana Sì, sta facendo avanti una è roba pericolosa, cioè è troppo Vabbè, bella, aspettate mi voi. piace un sacco. Ok. Un'auto, aspetta. E niente, Arrabbiato. stiamo qua. Ora dovrebbe rientrare amico Montana, Tonino, mio best friend. Che fa? È sceso. È lui che guidava, vabbè. Raga, io mi sa che chiudo gli occhietti. Devo aspettare Antonio? Sì, lo so. Ah, ho visto come va su Prime? Non è male, onesto. C'è molto riso e patate. Moltissimo in realtà. Molto più. Almeno quello. Sì. Conosci meccanici illegali. Perché è uno VL. Ma sì, poi c'è anche gente molto interessante, come devo dire. La vita che conducono è molto bella in realtà, come rap intendo sempre. Sì. Poi ci stanno proprio i reali ghetti, cioè nel senso ci sono le zone adibite proprio da alcune famiglie dove tu passi, poi là ci stanno tipo 30-40 persone tra le case, le strade, ti stanno là a seguire se tu passi dal ghetto e fai qualcosa di strano, cioè è veramente bello. Realistico. Sì, un sacco. Pensavo peggio, però ci sta la roba. È bello. Conosci i meccanici illegali? Aspettiamo un attimo Anto, ma... Va, tranquillo, sì. D'altronde è WL. Sì, ma qua non Gabri. c'è un garage, se no noi andavamo. No, qui non c'è, il garage più vicino è quello della logistica. Sì, ok. Mamma, minchia. Sì. E allora conviene aspettarlo. Sì. Allora, d'altronde... sì, Gabri, solo per quello. E poi la polizia Io ho avrà... fatto exiting, non ha Sì. cioè non ho capito se... Vabbè, non ho capito se è staccato Ti rompe il Anto. cazzo proprio, Cioè, non è una polizia di merda che viene qua, fa finta che ti ferma, ti deve fare per forza Sa una che siamo un multa. po' qua per nulla. Vuoi provare? Scusami se ti chiedo, puoi scrivere in applicativo, per favore? Sì, ti scrivo. Eccolo. Se mi caga. È appena entrato, Andiamo al bunker. Oh, Ma è offline. Mare, vieni. ma No, che sta cazzo qua, ti sta qua. conosce te? Ecco. Ma che cazzo ti conosce? Pezzos. Ma chi sta guidando? Vita. Pure la portiera si rifiuta. Ma chi è? Vito. E tu chi sei? Sono living. Ciao Living, Ciao bello. come stai? Tutto a posto, stai a casa? Tutto a posto caro, grazie. Mi fa piacere. Poi quando vuoi un caffè ci prendiamo. Sì, certo. Oh Landy, Ehi, chi è Landy? Sono living. tu, Leving. Ah, ok, sì, sono io. Ma che Unitevi cazzo 8 cosa e andate a c'hai? fare un po' di eroi. Aspetta un attimo. Hai segnato Chief Shari. Non mi mutare la radio. Dai ragazzi, Ma dimmi. sì. Che voce c'hai? Mi serve la droga. No, perché Ragazzi, ho dovuto dai, che cambiare tipo il andiamo a mic dormire. perché Andiamo a fare non mi fide più l'altro. Aspetta, provo l'altro. Dato che tu non fai un cazzo da un po', vieni in macchina, dai. Ma non è lì, fra. Lo sa che lo sa. No, è che poi non so, ogni tanto si bugga. Cazzo dici? Bello, sì. Ci sta. Sono molto Pigliala tutta. Oh, a me lascia un attimo la garage davanti al bunker, fra. Che devi combinare, Va bene. cazzo.
Lasciami qua al garage, video di merda. Pezzo di merda. Che fai, Anche ti il rosica? guidatore, tra Ormai si, che Vito. cosa sei diventato? Vito. Dimmi. Che c'è? Che c'è? Questa voce la conosco. Dimmi. Voglio dirti una cosa. Prima non avevo un motivo. Aspetta che scendo. Prima magari avevo un mezzo motivo per andarmene da qua. Ok. Ora non più. Che cosa? Quindi, Perché? se me ne vado, me ne andrò con la mia dolce metà. Cioè? Vabbè, dopo di questa... Cazzo stai dicendo? Giuro, Giuro. Che cazzo stai dicendo? Ho trovato O la mia mio dolce metà. cognato. Cosa hai trovato? Un gay? No, la mia dolce metà. Ma frate, ma perché non mi prendi mai a serio, vero? Cioè, può sembrare strano che sia io, ma è così. Vabbè. Ad assucare entrambi, dai. Vabbè, scemo. E mio cognato. È tuo cognato? No, non è mio cognato, ha una sorella, no? Sì, infatti, ma scritto... Vabbè, non sto capendo un cazzo Teresina. perché... È Teresina. Una mi ha scritto, è mio cognato. Dove cazzo è andato? Picchiata la macchina. Vaffanculo, Vito. Oh, guarda! Aspetta, basta. Guarda quello là, 2 giorni che lavora, si è fatto il macchinone, Vito. guarda. Sì, chi è che viene a fare i campi? Il ritorno, eccolo. Oh, sai, Come mai supprime? No, io. Oh, non so su Prime, fra, sto su PRP. occhietti. Come mai? Perché c'era l'incontro. Non sei. Non sei. Che cazzo mi stava scritto in PRP a destra, a mare. Ah, tu non lo vedi. Forse è metà. Guarda la macchina. Qua c'è il viola, quindi sono su il PRP. E di là. Non c'è una lira in bar. Come mai tuo cognato? Scusami, non ho capito sta roba. Come fa ad essere Tony Montana tuo cognato? Se state combinando? Parli incarnati. In game la sua dolce metà è mia sorella. Hai 2 minuti d'UDS. Hai 2 minuti d'UDS. Ma che cazzo scrivi, fra? Non ho capito. Che significa? Ah, su DS dici? Ma se mi devi chiamare no, se no come faccio? Hai capito? Sì, ho capito, però non ho capito chi è tua sorella in realtà. Cioè, o non la conosco, oppure non l'ho mai vista, boh. Sai se sta tua sorella... Ah, sei tu sempre? Ok. Sta roba è troppo difficile da capire, raga. No. Ah, ok. No, perché qua di solito quando dicono mia sorella, mio fratello, significa che hanno l'altro PG. Vabbè, sai dove posso trovarla, tipo? Lo dico, vabbè, ti saluto a caso. Oh, io volevo trovare... Perché ho resettato il computer e 5M non mi trova il file di GTA. Ti spara. Bare, sta roba non la so. Non so farla, cioè non so sistemare queste cose. Prova a installare Dandy, dove sei? sullo stesso disco dove hai GTA. Come mi spara? Perché mi deve sparare? Ciao ragazzi. Oh, bravo, ragazzi. Aspetta. Ciao, Suga. Bella living. Che vuole fare PvP Big Council? Il fidanzato. Cioè non è che vado un attimo a fare una cosa Vado in polizia caffè. e me ne sto. Sì, siamo un bel caffè. Cioè il fidanzato mi deve sparare, cioè dici Tonino Montana. Ma che cazzo dici? Al Tonino Montana lo prendo con la mazza e gli spacco la testa. Mio fratello Montana si è offeso, lo so. Era un amicone, però da quando ho cambiato città non mi parla più. E fidanzata CN Tony Dai. No, ma non è che spacco la testa a lei, Tonino. E niente. Montana! Montana! Oh! Che cazzo stai? Accompagnami cognato. Vuole fare PvP? Tua cognata mi dice... Lascia stare mia sorella, te la vedi CN che me la me. devi presentare. Sì, ora te la presento.
Cioè la tua ragazza. Io sto all'officina. Cioè, non lo so, vorrei capire chi è. Oddio. Ai, 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 ai. Che botta. La macchina nuova che non posso ripararmi. Ma chi era che voleva i soldi prima, raga? Io. Oh, oh. Ah, Stefano, tu eri? Chi era che Ora o mai più. Chi è che voleva i 250k, raga? Stefano. Stanno bene insieme. Stanno bene insieme? Ma vediamo. Cioè, io non voglio giudicare. Cioè, voglio giudicare, ma guardando prima. Vabbè, fra, se vuoi, io sono in officina, andiamo a prendere e te li passo. Dove sei? All'officina? All'officina. Ero io con la Giulia io sono al parcheggiata bunker. davanti al 503. 503 intendi... Guarda, mi sta accompagnando un amico all'officina. Arrivo. Ah, tranquillo. Aspetta. Purtroppo non ricordo più neanche il 503. Ah, qua quindi. Stai ancora là, fermo? Ristorante di sushi. Vediamo se ci stai ancora. Perché ormai sono abituato dall'altra parte. Che cazzo è? Ah, qua. No, sono al parcheggio sopra. Parcheggio sopra, non lo so dove. Quindi quando si sposeranno saremo allo stesso matrimonio M. Seguici, questo qua non mi sente. Sempre al 503. Allora aspetta un attimo che sento un attimo. Di che? Un bacio. Ciao ciao. Che era quello là? Ragazzi, sto andando a recuperare i miei soldi. Sì. Dopo 3-4 settimane, non so quante settimane sono passate. Mi sono un mesetto. Ma che dici? 2 settimane neanche. No, un mesetto. Infatti ci sono quelli in più, come si dice. Gli interessi. Bravissimo. Ma vai cagare. 50k di interessi ci sono. Compra qualcosa. Amico, Vabbè, arrivo. vado a fare una rapa. Fra, io Ciao. potrei anche raggiungerti, però sto dando i soldi ai ragazzi. Sto arrivando all'officina. Arriva un bar, eh? Come cazzo si fa qua? Ah, qua. Doppio stipendio. Vabbè. Aspetta, ma chi sta dando lo stipendio? No, te non ci sei, ormai mi dispiace. Ma aspetta, state dando gli stipendi, spiegatelo subito, dove siete? No, non sto dando niente. Dicevo, se mi invitano, sì, ci sono. Allora, prelevo. Che generazione. Grazie Big per i 7 milioni. Cosa? Digli la tua dolce metà a una sorella. Ha una settimana, guarda le fatture, l'officina sta 1 milione da una settimana. No, ma se ne ho fatte così, dai. Ma le fatture guardale su applicativo. Io vedo i soldi. Il passaggio ti serve, eh? Che cazzo sta succedendo? Di lì che c'è una sorella. No. Questa è un'altra cosa che odio, ragazzi, non si può, dai, che mi... Vabbè. Niente, sto a piedi. Ragazzi, ci viene a prendere alla bank. Oh, Montana, venimi a prendere un attimo da... Buonasera. Salve. A posto? Abbastanza. Buondì. Salve a A lei. posto? Salve, sì. Dove sì, va? se non fosse tuffato la Ma macchina... non sente freddo senza maglietta, mi scusi. Le do un passaggiolino al garage qui, dai. Venimi a prendere. No, c'è il garage qui sotto dove c'è la nostra caserma. Grazie mille, gentilissimi. E di che? Le muerte. Dove sei? Sto 726 sotto, dove c'è la banca. Oh, grazie per il like, grazie per il like. Ma vediamo, ma sta già con sta tizia, cioè con tua sorella. Ho tutti i soldi che sono povero, ma che cosa vuoi dare, Nico? Ora vengo a trovarti, fra. Appena... L'hanno arrestato già quello? No, spero di no. Aspetta che devo sistemare sta roba che non mi dimentico sempre di premere. È un problema che c'ho qua. Cioè, la guardia di finanza è andata al passaggio, al garage. Ma ti ha arrestato?
No, no, mi hanno dato il passaggio, sto arrivando. Di regola sì, lo può fare. Ah, ecco. Arriviamo all'officina, Ambare! Un po' pericoloso con la moto, devo dire, però dovremmo arrivarci. Vieni con la di pullare. Cazzo fa quello? Non ho capito. No, no! Ma guarda La quanti moto soldi fit. si è fatto! Aiuto! E niente. Dove vai? Dove vai? Allora, vieni, Vit. Ti presento la mia dolce metà. Salve. Salve. Piacere. So Vito. Lui è un, Piacere, è un Teresa. trimone, eh? Come hai detto, scusi? Ai ai ai. Teresa. Ah, Teresa. È un piacere mio. Me ne ha Lui è parlato... un tremone, eh? Allora, senti. Tu mi presenti in questo modo davanti... Ho capito che è la tua ragazza, però cazzo un po' di rispetto, ma... E niente. Mi fa un sacco piacere. Giovanotto. Ti sembra strano, lo so, ti sembra strano. Come Sì. è sembrato strano a tutti. Me infatti, sì, vabbè, diciamo che ci sta anche. Buon, dai. come sto sì. Da criminale a coccolone è stato un secondo. Beh, sì, oddio. Vabbè. Una domanda, non per qualcosa, come avere sta macchina? Come? Come hai fatto ad avere sta macchina? Cioè, come ti fai a permettere sta macchina? Da quando lavorando. non ci sto più io. Lavorando saldamente. Vabbè, prima non ce l'avevi. Gatti, cazzo vuoi? Fatto ordine. Ma chi è questo qua? Chi è? I miei amici. Otto, quello scemo di Otto. Chi è? E niente. Ma chi è questo? Non ho capito. Ma cosa ti scritto da questa bellissima giacca? Ancora, la smetti, bare. Vabbè, fammi sistemare una... Che cazzo che devi fare nella macchina? Ho fatto l'ordine fra i finestrini. Oh, raga, guardate quanto sono trash. Andiamo bello. Ottavo, Mamma sei mia. veramente... Io sei cringe. tengo io il più bello. Incontro la Sicilia un coppola. Che cazzo hai fatto? 18 cose. Teresa, giusto? Codo, inculata. Sì, Grazie, sì. bella. Ci sta tua sorella in occhietti, mi ha detto. Aia. Oh, È un attimo nei pensieri. Ok. ma chi? Tua sorella, cioè, ci sta... Dice tua sorella. Tua sorella in occhietti. Mia sorella in occhietti. Non so, tua sorella è qua a Roma. Come in occhietti? Eh sì, i miei occhietti. Ah. Oddio, quello là si è scampato. Sì. Colombiana. Colombiana. Ah. Digli. Dilli, sì, l'ho detto. Vabbè, andiamo dentro. Ok. E niente. Non ci crede forse. Mia cognata, capito? Ok, sì. Ok. È questo. Ah, ok, a posto. E niente. Ma chi è sua cognata? Già capito. Ah, questo chi è? Gattino. Buonasera. Alessio Cima. Bello Alessio. Fratellino. E niente. Ciao cognata, ciao cognata. Niente. E niente. Niente, non vedo un cazzo qui dentro. Teresa. Ma porca di Teresa! No, Chi è? no, Chi no, mi chiama? no, non lo so. Ti hanno chiamato in occhietti, Alessio. Ora vedi? Alessio ti ha chiamato. Mi appicciato corre. Guarda, Picciato cuore. Vabbè, non sto capendo un cazzo qua, vabbè. Io non ci Vai, sto Gatti. niente. Ma che c'hai? Ecco. Che c'hai? Gatti, vai, fa. Grazie. Il bimarzese. Il bimarzese. Ma chi è Oh, ma perché fai il pappone? Ah, no, non stai in radio, vabbè. Vito, parla con Bomarzese. te. Presi. Che cosa? Chi è Alessio? Chi è sta gente? Alessio Cima, il bimarzese. Andiamo alla deposta, babbonci. Ma quello che lavora con Pasquale? Ma che ne so io, mi sta scrivendo in occhietti. Che cazzo ne so io, raga, mi dite nome e cognome, ma vabbè, a parte non è proprio serata, quindi... Ai, ai, ai. Yes. Guarda. Ah, sì, ha detto sì. Allora salutalo, di ciao. Ciao.
Oh, io devo andare a... l'armeria di Tiburtina, che il ragazzo vuole farmi spendere un po' di soldi. Comunque che fate de bello. Niente... di che, in realtà. Posso fare un giro, Monta? Sì, certo. Aspetta, te lo apro. Abbiamo appena finito l'incontro. E nervosa stasera? Sì, sembra di sì. Non lo so perché l'avrà fatto incazzare Aspetta un Montana, attimo. forse. Sì. A me? Non lo so. Ho ipotizzato Sì. io. Chi mi ha fatto incazzare? No, così a caso. Che fai là? Resti in macchina. Te l'ho pulita, no? Ah. L'ho pulita. Appena entro la console. La mia macchina, cazzo, la mia macchina. Appunto, arrivo. Io ho un problema NN, sento radio e telefono NN, so se è mai successo a NCB e a voi. Che significa io? Io ho un problema. Non sento radio e telefono. Strano, in realtà. No, in realtà dovrebbe funzionare. Prova a fare F8, ogni tanto ti chiede la conferma. Chiocciola Alessio Cima, non a me. Non è. Raga, ma sapete che non so neanche dove si trova l'armeria Tiburtina? Giustamente Tiburtina, uno dice. Però non... è qua. Ma avrà, ma sta Ci vediamo al bar dell'avvocato un secondo. Arrivo? Ma come si puliscono le cash? Arrivo. Come si puliscono le cash? Fra, non lo so, dovresti andare in assistenza, sincero, non ho idea proprio. Non saprei che dirti. Onesto. Oh, io voglio andare a trovare Nico, però mi danno sempre impegni sti qua. Voglio andare a spendere un po' di cash. Anche se so che all'armeria non è che si guadagna tantissimo. Tranne se la tua. Qua la moto è un po' pericolosa. Dammi NPO di cash. Dammi un po' di cash. Sta in città? Se sta in città potrei anche farci un po'. Oddio. Non proprio. Grazie per il seguito. E poi che cosa ho? Non ho più tantissimo, raga. No scherzo, dai. 700.000 ho. Vabbè, sta macchina qua. Solo questo. La casa non ho idea neanche se ce l'ho più un po'. Se lavori in qualche ristorante potremmo fare... come si chiama quello dove offri tutto... Vabbè, l'offerta, va. Sì, Nico, lo so, ma che scherzi, figura. Ma ti vengo a trovare appena sto qua mi fa sapere che cosa vuole dalla mia vita. Open bar. Bravo, sì, esatto, open bar. Quello l'ho fatto a un ragazzo che... Cazzo sta andando? Non l'aveva chiesto, ma lo faccio volentieri, non è un problema, anzi. Non ho bar, puoi farmi open bar in banca aiaia. Sì, certo. Lavoro lì io. Raga, tra una ventina di M accendo, se vi volete venire a bere una cosina mi fa piacere. Lavoro lì io. Ma non lavori? Rick, dove cazzo stai? In banca. In bar, sai che ho perso la strada? No, sto ma qua. Oh, minchia, guarda che tostone, guardalo. Salve. Ma sei un tremone di merda, vi ti ho aspettato qua perché pensavo mi portassi la macchina. Che cazzo ne so io? L'avevo già lasciato. Cazzo, tremone di merda bastardo. Mannaggia la Che voleva sulla moto? Ma fammo cacchi di... cosa? Fra mai preso il pass di aprile? Bucate le ruote, si sono fatte le ruote? No, nulla. in realtà no, non le ho preso il pass da aprile, non mi andava. Anche perché... Andate a fanculo, va a prendere la macchina. Muoviti, aspettiamo qua. Chi è quello sulla moto? Barbonci. Dimmi. Uè, no, niente, piace. Come piace? Ma Rosso chi è? Landy? Non lo so. Stefano sono. Perché mi stai facendo il dito meglio?
Perché non sai chi è Bobbongino? No, in realtà Male no, non me lo male, ricordo. male male, vedo, male male. Onesto Male non me lo ricordo. male. Quando Gattino era con Ora noi, chiamo la che ci polizia. stava Bobbongino. Ah, ora chiamo la polizia. Silenzio, silenzio, stanno gli sbirri. sbirri. Insultando. Stanno gli sbirri, stanno. Addirittura. Ah, questi qua sono quelli Chi che era rompono una il cazzo, tipo. Vigilanza, 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 vigilanza. Vabbè. E niente. Cercano a Meazzo. A te, che cazzo hai combinato? Senti, sta spifferando quello. Gattino. Hanno provato a fare cattive cose, Di cosa no, Roma Paul. Gattino. Mi arrestano ogni Hanno sera. messo la sicurezza. Ragazzi, smettete di fare cazzoni, c'è la polizia pure. Tanti Dio. Fate bravi, sto arrivando. Ah, ci sono più unità. Oh, non è successo niente, quindi. Come? No, tranquillo, tranquillo. Sì, Come, no, scusi? no. Sì. Ah, ok. No, ovviamente mica mi cercano veramente. Non ho capito che cosa ha domandato il signore. No, Anch'io. chiedevo se sì. fosse l'unica unità. No, o non meno. parlavo con te. Ah, dopo. Con il No, ho chiesto signore. se c'era bisogno. Che mi Ma abbia- che cazzo? no. Sì, ma tu mi prendi per il culo ogni volta, cioè. Guarda, quello è un altro spifferone, guarda. Vabbè, io vado, io vado. Vabbè, gatti. C'è stato un piccolo problemino. Aia, che succede? C'ho gli innominabili a casa. Aia. No, però spero che non sia nulla di brutto. Arrivederci. Vabbè, ciao. Che voce antipatica sto qui. Dai, no, il gattino è un grande. È un fratello. Mezzo fratello. Anche lui. Che stai facendo? Sto andando da Armeria Tiburtina perché c'è un ragazzo che mi cerca. Passaggio? Andiamo. Vai. Guarda che si chiude la macchina, si chiude. Perché non si apre? Vai. Niente. Aspetta. No. Vai. Ora sì. Vai. Cosa facciamo? Boh. Ah, vabbè. Bella domanda. Vado ad Armeria Già chiudo gli occhietti, se mi puoi lasciare al service. Aiuto. Pesantissimo sto città. È pesante rispetto a dove sei? Sì, molto pesante. Tu pensi che dal centrale non vado. Ah. Ma anche in giro per la città, è impossibile laggare. Qui non so perché quando mi avvicino all'armeria imperiale o il centrale, cioè tipo... Sì, poi tipo a crashare, pure io. Sì. Vabbè, ci sentiamo? Sì. Ciao. Bravo, io chiudo gli occhietti, ciao. Vabbè, vediamo se c'è ancora. Spero di incontrarlo. Non lo so. Il ragazzo che mi aveva chiesto che avevo il bar, no? Vede qualcosina. E anche perché io ho pochissima roba, diciamo che se la compro poi quando rientro. Cadrà, però. Perché non continui parlando? Beh, smaganiamo un attimo. Non è neanche il porto d'armi, quindi anche se volessi comprare qualcosa. Mi sono fatto male alla palla. Arrivo Nico! Aspetta, dovrei riuscire a mettere in corsa lo spot. Ok, vediamo. Vabbè. Niente, c'è ancora, vediamo.
Vedi chi ci sta. Nico? Bella Vito. Dimmi. Oh, sono bella io. Nico. Senti, Che onesto, dici? mi servirebbe un giubbotto antiproiettile perché non ce l'ho. Vai, vieni. Non so, io non ho il portodarmi. Onesto. No, non serve per il giubbotto. Ok. Poi, che altro hai? Ti posso dare un coltello, un macete, una mazza da baseball. Allora, un coltello me lo accollo, va. Dai. Macete anche? Sì, sì, ce l'abbiamo. E quello là è anche arma bianca? Sì, sì. Ok, allora un macete e un giubbotto antiproiettile. Va bene, caro. Allora, ti posso chiedere un documento? Vai, sì, aspetta che ti do quello... quello real, diciamo. Diciamo così. Vai, tranquillo. Ok. Ma questa qui è tua? No, no, ma che? Sono Ah, sì. dipendente soltanto. ok. Considera, questo è il mio terzo giorno. Ah, ok. Allora, avevamo detto un giubbotto antiproiettile e un Sì, macete. sì, sì. Allora, in totale sono 36.000. Vai, vai. Qui purtroppo è un po' sperduta l'attività. Peccato. Dovresti ringiovanire l'outfit. Eh sì, è vero, siamo un po' lontani rispetto agli altri, diciamo. Sì. Che ora non so, è un po' di tempo che non entro. Però l'imperiale, che io sappia, almeno prima non c'era nessuno. Mhm. Ora non so se è attiva come armeria. Oh, non lo so, io ho fatto il bando, sono venuto Ok. qua, mi hanno preso qua direttamente. Ho Mm. detto, vabbè, giusto per fare qualcosa. Ma sì, sì, no, quello sì. Poi Ok, la c'era... fattura te l'ho fatta intanto? Vai, Se vai, vuoi. aspetta. Sì, sì, te la pago. Pam, 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 pam. Prima c'era quella, Gentilissimo. c'era l'X-Gun. Ora, non Ma so, non guarda, so. considera, sto guardando un po' il giornalino, diciamo pochissimi stanno, Di tipo attività, ieri, dici? esatto. Vabbè, sì, quello lo so. Quello purtroppo è un problema che si sta riscontrando qua. Però, diciamo che... Sì. Che dici, Vito? Niente, sono entrato oggi perché... Vai, Infatti, no, più che altro so, diciamo, parlando un po' off, ti vai, seguo vai. un po' sopra, so che stai in un'altra città, Sì, da una come ti stai settimana trovando? circa. Va bene, in realtà, diciamo che ci sto comunque poco. Questo ultimo periodo sto poco online in città perché per lavoro fuori non riesco. Cioè, entro un'ora ed esco, capito? Ah, capito, e beh, Eh, giusto per, diciamo, mm, stacca un po' un sì, attimo. sì. Però ci sono molte cose che là sono comode, sono più interessanti, c'è più serietà. Questo mi interessava in realtà. All'inizio sto Vabbè, server sì, era sì. serio, poi nell'ultimo periodo è diventata un Ma po' considera questa è proprio così. la mia prima città e quindi giusto per iniziare, diciamo. No, vabbè, è giusto, è giusto. Anzi, io solo qua sono stato, poi un mesetto fa, scarso, sono passato dall'altra parte. Ma Capito, perché capito. a me interessa fare RP, non mi interessa andare a sparare ai campi da Esatto, calcio, no? infatti io pure, sì, sì, ho capito, ho capito. Ma io Quindi... pure, tipo, quando qua non ci sta nessuno, vado un po' al centrale, che ne so, faccio pure i Sì, rapì per farti capire, capito? sì, sì, Giusto certo. per fare qualcosa, che sennò poi diventa Però tutto così. nell'ultimo periodo era diventato tipo neanche un... cioè era diventato un PvP quasi. Cioè ogni persona Ah, che sì. trovavi veniva a romperti le palle e ti sparava, poi un sacco di cheater, fra un sacco. Sì, questo è vero, è vero. Sì, Vabbè. quindi... togli quando entra alle 3 di notte, quello che non so se ti è capitato di vedere qualche TikTok che sputtana a chiunque spara. Ah, sì, Tralasciando sì, sì, quello. ho visto, mi era capitato. Ma anche nei campi. C'è uno che ti spara senza guardare, però puoi essere bravissimo quanto vuoi, ma che cazzo fai? Cioè, voglio dire, si vedono lontano un miglio. Poi vai lì a parlarne con gli angioletti o in caffetteria e ti dicono no, no, è legit. Che cazzo dici? Come fa a essere legit? Sì. Nonostante tu hai la clip, Bravo, ammazza. sì. Quindi molto, molto, molto spesso
le decisioni sono state prese un po' alla membro di Canada, diciamo così. Capito, capito. Quindi... Vabbè, che devi fare? Niente, infatti oggi sono entrato per cazzeggiare un po', vediamo. Forse Sì, poi... beh. Vabbè, più tardi che poi... Onesto, la città si svuota un attimo. Sì, così Penso almeno di poi ritornare di là. capito. Vabbè, mo adesso siamo 169, siamo. Ah, sì. È solo che non posso vedere l'altro, se no te l'avrei fatto sapere. Ah, Che là c'è... molto spesso c'è quasi il doppio della gente. minchia. Sì, c'è un sacco di gente. Anche... c'è il fatto che praticamente ci sono dei ghetti dove ci sta un sacco di gente dentro, cioè le famiglie, le gang sono composte da tanta gente, perché tu puoi essere 30 più un'affiliata famiglia che altri 30. Cioè... Minchia, quindi pure 60. Ma sì, perché praticamente i ghetti che abbiamo qua, tipo, non so se hai mai visto, non credo tu li conosca. No, sincero no. Ok, ci Sono sono delle arrivato zone qua dove ci 2 sono i settimane ghetti. fa. Sì, eh? Che poi non sono proprio ghetti, sono zone dove c'è sempre della gente e quindi tu incontri sempre gli stessi. Invece lì no, ci sono proprio zone di mappa colorate come se fosse San Andreas, per esempio. Capito? Dove ci stanno proprio loro, ci stanno tipo 20-30 persone che stanno là fisse a fare RP. Va la gente che vende la droga, che vende armi, capito? Minchia, Questa più roba qua. riso e patate là. Sì, un sacco. Vabbè, Ma figo, banalmente... allora. Un giorno provo a fare il passaporto allora. Sì. Vabbè, no, tu ovviamente vedi un attimo. Ma sì, per ora ci mi sto sta. trovando bene. Poi diciamo se voglio prendere l'aereo, stare un po' là. Sì, quello faccio sì, lo puoi sempre tranquillamente. fare, anzi, Sì. nessuno ti vieta di farlo. Banalmente là, per esempio, per iniziare una lite tra gang, cioè tu entri nel quartiere, cioè per esempio questa qua è la strada, tu passi con l'auto, spari contro le case e escono praticamente le persone da dietro, diciamo, dalle case, dalle strade, escono tutti quanti. Tu arrivi a fine zona e fai letteralmente rissa per strada, cioè sono vietate le armi da sparo e puoi andare con coltelli, mazze, bravo, sì. Chi resta per ultimo vince l'azione e prende e luta tutti quanti. Sì, bello. Fighissimo allora. Sì. Mazza. Qua invece tutti a sparare qua, subito. Sì, Appena qua si uno te spara. spara, quello scende subito, spara. Bravo, sì. Senza parlare delle persone che fanno no fear sì. a finire. Vero. Boh. Vabbè, ti E ringrazio per questa visitina. Anzi, fatto molto piacere. è stato un piacere mio. Quando vuoi, se sono in città, qualche volta entrerò. Sì, dai, dammi pure il numero, dai. Sì. Non te lo posso dare perché non riesco ad aprire il telefono. Mannaggia. Non so perché. Anzi, fammi fare le l'evoco. No, cioè anche se lo prendo letteralmente da dentro e faccio USA, non mi fa usare il cellulare. Vedi? Niente. Mazza, che roba strana. Vedi, neanche il il tablet qualche problemino. Sì, non lo so perché. Non vorrei ci sia qualche problema. Devo provarlo a ricomprare. Forse probabile. Sto tablet lo devo buttare, ormai non lavoro più in officina. Vabbè. Va bene, caro. Beh, figurati, è stato un piacere. Buona serata. A te, anzi. Tu per quanto resti? Io penso un'altra oretta me la faccio. Vabbè. Ok. Vado a dare un cambio vestiti, mi hanno proposto. Vado a vedere se c'è ancora la ragazza che l'ha proposto. Va bene, caro. Vabbè, ciao. Poi ci vediamo. Ciao, sì, ciao. Buona serata. Certo. A te, ciao. Ciao. Come si chiamava il colombiano? Carbonara. Poi, no, colombiano. Vediamo un attimo. Bello.
beccare Ghilo, ma non riesco mai a beccare. C'è la finanza che scrive arriviamo. No, no, no. Non ci riesco a no, perché... Se ci gioca... Questo non lo penso. Allora, vediamo che cosa c'è. It's Marcos, fratello. Niente. E dove lo becco? Vediamo. Proviamo. Bare! No, non c'è. Ma che cazzo? Ah, lì sopra? Ti battuta, Ghilo ha perso 20 kg. Wow, lui l'ha preso sul serio. Che bello questo. La lista, che le pale, oli che cosa. Aspetta, sta salendo. Dica. Niente, non è che mi potrebbe fare un cerotto. Se può. Sì. Il nuovo Sì, ospedale, sì. il parcheggio. Ti faccio la fattura. Ah, Ma sì. no, fallo gratis. Ah, giusto. Sempre, sempre. Apprezzo. No, che grazie, mi ha fatto la fattura. No. Fattura. Vai, te lo Ok. io tanto, però. Ma, vabbè. Tu sei un pochino... Wireless. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vabbè. Sono salito wireless. E niente. Mamma mia, il centrale mi distrugge. Ogni volta. Vada, signor Dick.
dico. Ok. Ciao. Vuole qualcosa da mangiare? Sì, se possibile sì. Venga, venga. Gli inizio a chiedere se vuole un menù o un prodotto singolo. No, meno. Allora, noi vendiamo vari menù che sono il Comedium Deluxe Platinum, che variano fra quanto spamano, tipo Eco e quello che spama di meno. Ok. Medium mediamente, Deluxe è uno che sfama tanto, ma non tanto come quello Platinum, Vabbè, che è dammi, quello che spama praticamente tutta la fame. dammi un platino. Ok, costa anche tanto. Sì. Un 10x10? O un Aspetta. 5x5? No, un 5,5 anche perché sto poco in città. Allora, vuole Aragosta Royale o trio di Aragosta? Sì. Un Aragosta Royale Va bene questa qua, sì. perché è quello che spama di più. Va bene. Acqua o Coca-Cola? Acqua? E noi diamo pure una champagne in omaggio. No, grazie. E sono 5.500, li faccio la fattura. Va bene. Pagata. Oh cavolo, non ho dato uno, scusa. No, tranquillo. Anzi, figurati. Ah, ok, perfetto. No, Buon appetito. Grazie mille, grazie mille. Arrivederci. Mi bevo sto bicchiere di champagne. Se vuole accomodarsi, ci sono quei posti là, No, pure questi grazie. posti qua e pure spiaggia. Va bene, grazie mille. Sto leggendo un attimo il giornalino, vediamo che scrive. Occhio, questo è Tremone, non gli vendete niente, questo è un Ma Tremone che da me. fa sto pollo qua? Occhio, questo è un Tremone, un mangiatone questo, Oh, zizzoso! Vieni che ti compro qualcosa da mangiare. Ti ho un cazzotto in bocca. Grazie mille. Vi passerò qualche altra volta, va. Quando almeno starò in città. Sì, passa Sì. Grace, passa. Questo qua. Che cazzo se l'è imparata, voglio dire, No quando non sto pugni più. ragazzi, il No, locale no, per certo. favore, non coltelli, non siamo- accette. non lui lo pistole. vede, lui, lo vede che è violento, lo vede che è violento, io chiamo le forze dell'ordine, Ma chiama chi vuoi, un'arma bianca, vai. Lei è un Tremone, mi sta minacciando con un'arma, Vabbè,
Arrivederci, signori. Grazie, Arrivederci, caro. arrivederci. Ramondo Manschite. Oh, ma chi ci sta? Tu e lei? Solo? Gli altri? Sì, che vado a fanno? fare le orecchie. Mamma, Non so se andare a fare... cosa? No, i LED della macchina, cosa, non lo so. Ci sta ancora il tizio che li fa? Certo, ammo, stai parlando sempre con me, Tramo, Ma non dicevo te, Ti dicevo devo, il ti tizio devo- ti esiste devo ancora. ricordare, ti devo ricordare. Ti devo Che ricordare chi sono, forse te lo sei scordato. Che sei? Torino! Montana! Bella, brava. Tonino Spider-Man. E tu sei Vito Lutramon. Se piacerebbe. E niente, qua. Scontrollo del team. Check radio. Tutto bene? Sì, sì, per fortuna sì. Mi scusi, Che fate, raga? Che cazzi nostri, pezzi di me. Ma vai a cagare, Fontana, ti sei offeso che ho cambiato città, oh. Fai veramente, sei un traditore bastardo, sei. Dai, che stavi cambiando anche tu città, se non fosse per Teresa. Non è vero che non ho cambiato città per Teresa, partendo da questo presupposto, perché Teresa l'ho conosciuta molto dopo. Non ho cambiato città perché ho poi degli amici. Aia, qui ti ha toccato piano, eh? Ma ho un sacco di amici anche da là, che vuoi, se no non rientravo più e mi facevo wipeare qua. Sei solo un traditore. Ma che traditore, bello. Aia. Di là c'è un sacco di a parte che ci sta Gianni Spucci. Ci sta Un traditore di merda. Felice. Ci sta Sbrano, che lo conosco praticamente dal primo giorno in cui sono entrato, fra. Cioè, ancora prima di conoscere i borghesi conoscevo Sbrano. Ma non ce ne frega un cazzo, sinceramente, tu ci hai abbandonato. Ma Pezzo che di merda. cosa ti ho abbandonato? Ragazzi, Beautiful dopo le 23 pezze. Cosa? Ma non ho capito, ora pure le pulci parlano? Sta zitto te. Stavo dicendo il grande fratello. Ah scusa, no, avevo sbagliato per qualche altro. Ma quello sta Ma perdendo la testa ormai da quando c'ha la ragazza. Ma scusa, ma stai parlando al bagno? Esci la testa dal WC perché non ti sento. Boccaglio, stia qua, via testa pipa.
Sono diventato un ottimo cittadino ormai. Uscite dal bagno adesso? Dove sei, Antonio? Ora sì. Passato. Che si dice? Tutto a posto? Antonio, dove sei? Ciao Kevin, aiuto. Che frame lag sta zona. Non ti faccio male, dove sei? Bella Kevin. Che c'è? Antonio? Oh, quello sta con la comare, fra, non ti sta a pensare. Cioè, con la comare, con la ragazza. No, non vi sento, scusate, che avete detto perché sono all'officina legale. Ripigliati. Dai, non parlare te, dai. Dai, su, fai il serio, su. Dai, non parlare te, fai il serio, dai. Dai, fai il serio. Dai, fai il serio. Ma sei con la tua età? Sì, sono con mia moglie. Strano. Vabbè, pensa quando state voi due, facevate fidanzatini. Guardalo. Guarda, stiamo ancora insieme. Comunque scemo è la tua fidanzata, non tua moglie. A breve sarà la moglie perché qualcuno mi ha detto che farà un matrimonio. Bare, senti cosa ti ho detto? Non so, Anch'io tra poco mi sposo. mi è giunta sta voce qua. Ragazzi, non per farne tutta la Don Fashion, ma è del sud, per forza fare matrimonio. Ah, come bastardo. Il ghetto ormai è vuoto. Oh Simone, che cazzo sei? Ma qui dove, scusa? Ma zio, che cazzo sta scrivendo? Zio... Vabbè. Ah, Simone, dimmi che cosa mi scriverà. Stavo. Ah, ma non è chiedere se posso entrare in Lacri. Ah, cucchiarini. Prego, a cagare. Oh, grazie per esserti iscritto, bravo. Giusto, appunto, Kevin, giusto. Hai detto benissimo. Sono d'accordissimo con te. Purtroppo in YouTube c'è questo problema che leggo in ritardo le frasi. Oddio. Sono responsabile, quindi gestisco io il colloquio. Non è vero, non è responsabile, è un autista sul corridoio. Ehi là, sai neanche cos'è il responsabile? No, infatti non lo so. No, non tu, quello che ha parlato. Medico? Alve ha bisogno? Sì, salve, niente, volevo sapere, ma come si fa per lavorare qua con voi? Per fare il bando in applicativo. Ah. Poi dopo il bando, se glielo accettiamo, verrà a fare un colloquio qui da noi. C'è un piccolo regolamento interno dell'ospedale da sapere. Da sapere nel senso che non lo dovete dire voi? Deve studiarselo per i No, regolamenti. lo deve studiare. Per fare il colloquio. E dove lo leggo sto regolamento? Su Lo messaggi trovo nei attaccati. messaggi attaccati. Ah, ok. Lo trovo tutto lì. Vabbè, ci provo. Vabbè. Non è difficile, Edo. fidati. Edo. Non è difficile. Ma se dico che oggi ho preso 10 informatica... Salve. L'infame, l'infame. Bel nome. Oh, yeah. Mi piace. Quando devi andare a fare le chiamate, non ti vorrei dire. Guarda che oggi non si è piaciuto. Hai fatto ammazzare Mor. Ragazzi, c'è qualcuno? Mi ero Hai addormentato. ragione, Aure. Ecco, bravo, vai a dormire. Però Ti giuro che ti scopo.
Quasi Poi a quasi. scuola. Landi, stai zitto, Landi. Vabbè, se me lo dici tu... Dai, la Kevin! Non è Kevin, scusami, Lady! Sì, tutti cattivi siete diventati, oh. Io non capisco che danno contro i mezzi. Come chi sei? Frate, io ti amo, lo sai. Anche io ti amo. Vieni qua allo Sky e ne riparliamo, però ne riparliamo in bagno. No, frate, io adesso stacco gli occhietti e me ne vado a dormire. Ma dove vai a dormire? Però domani è festa. Per voi, bastardi! Io vado a lavorare, ragazzi. È il 1 maggio, è festa dei lavoratori. va. Sì, frate, da voi è festa, da me no. Dove cazzo abiti? In Burundi? Ragazzi, io nella mia azienda mi pagano di più perché praticamente siamo nella merda e non è bisogno che devo. Oh, ragazzi, gli potete dire al living, anzi a Sammy oggi gli abbiamo fatto al living, che è qua. Cosa hanno fatto a Living? Le seghe, mi hanno fatto le seghe a 3 mani, ragazzi. Troia. Ci volevo essere. Addirittura è andato in Non è che sono andato in CAF. Sei quel figlio di puttana di Stefano, no? Dove sei, bastardo, che ti faccio saltare col cervello del cazzo? Dove sei? Allora, ha comprato l'Hornet al concessionario delle moto e le avevo detto no, è Beat, fatti un giro. E hanno cominciato a perdere benzina. Dico no, non è possibile. E gliel'ha fatta esplodere. No, ora vado in CAF. Ora vado in CAF, dice, perché non è possibile, io ho speso 130 euro. E gli faceva come? Al living che io vedo da un richiamo. No ragazzi, no, è un mio amico. E lui no, spostatevi, digli di spostarvi. Va in CAF e gli dice Marco, ma scusa, perché mi vedete da un richiamo? Sei, bastardo. Niente. E bastardi che siete. Ma lo Skybar esiste ancora, raga. Cazzo, no, lo Skybar. Dove sei, pezzo di merda? Oh, pezzo di merda, dove sei? Aspetta, sono all'officina illegale, non posso parlare. Oh, mi raccomando, scegli il colore di merda come tuo solito. Sei mio figlio, Vic. Se ti piacerebbe, fra. Pezzi di merda! Lasciatemi Elisabeth in armeria, grazie. No, già lavoro qui allo Sky. Salve. No, tu non sei quella persona che cerco. Cazzo, se uscivi la pistola... Dove la- sei? le vinci. Dove sei? Come c'è ancora Andiamo in due. non... Mitch. Ah già, è vero, che non già mai Devo messo. uccidere un attimo il signor No, Montà. tranquillo, tranquillo, scusa, non so... Ma qua si può niente. fare l'open bar. Ah, boh, domani appena ci Sì, sono, sì. scrivo a te no, o Ma puoi scrivo una mail a te licenziare, o puoi licenziare a Mitch e vi dico Elisabeth. quando ci sono. Forse domani. Perché? Forse domani Perché viene a lavorare da per me. fare, quindi... Ma no, non scusa, so, l'abbiamo vediamo, assunta dai, ieri. non voglio farvi fare, non voglio Ma, farvi ma, fare false ma io ho promesse. detto che me la prendevo Elisabeth io. Domani se riesco a esserci per darvi una mano. Stiamo bene, altrimenti... Vabbè, questo parla e non parla, non so. Vabbè, Tu chi è che albanese. fa l'open bar? Zitto qua? tu. Raga. Io non parlo con te. Con me? Con gli snitch, non gli parlo. Io sono snitch, frase. Quante cose sono rimaste? Aspetta. Sì, frate. Ti hai abbandonato tutti. Ma che... Pezzo di cane. Fra, Chi sarebbe è gli morto, snitch, scusami? ambare- Chi sarebbe gli snitch, scusami? Ah, io no. E neanche io. Ah, beh. Cioè, Secondo me è prova. Landy. Secondo me è Landy. Stai calmo. Sì, Come stai, brava, Elisabeth? Tutto bene, tutto bene. praticamente Sono no. contento. Oh, una cristiana che facevo l'open bar, non ci sta. Mitch, ma ci sei? Mitch, Sì, ti sono, sentiamo. Sono andato Oh. nel pensiero, sono andato nel pensiero. nei Fratello, pensieri. ma tu Dimmi, mi hai detto che Elisabeth viene a... L'hai assunta ieri. Io cos'è che ti ho piango. detto? Mi hai detto che io assumevo Elisabeth in armeria, andato con bisogni di persone. E tu, Ah. e tu mi fai, prendi Elisabeth. Eravamo al Savage. Era Antonio, uno dei due. Questa cosa. Forse più con Antonio che ne hai parlato. Antonio, ci sei in radio?
sta con la ragazza a fare il galletto ora. Com'è? Niente, vabbè. fai Capito, a te non te l'ho presentata. No. Lei è Lola, la mia fidanzata. Lola? Lola, sì. Ciao. Piacere Vito. Ci puoi venire un secondo? Sì, arrivo. Ma ci sta una persona che lavora in sto bar? Oh? Io, Mitch, Elizabeth, Lola. Ah, tutti quanti? Cioè, ma io posso fare un open Sì. bar e faccio venire le persone? Sì. Ok. L'unico problema è che non so se c'è tutto sto cibo. Però vabbè, sì. Quanto cibo c'è? Un po' c'è. Aspettiamo lei. Sì, sarebbe venuto perché è da consumare veloce. Nel senso che Poi quasi... cosa c'è? Dobbiamo fare un altro ordine, dobbiamo andare a ritirare un po' l'ordine domani, no? Per il resto. Ah, open bar offerto da Enrico. E niente. Ah, boh. Che si fa? Oh? Zucchero. Mamma mia, cioè, ho fatto un giro nella città, cioè, a parte noi uno, prima. Mi chiedo un'opinione. Oggi Living mi ha ucciso senza motivo. Lo tappo o no? Sì. Ci stai ancora pensando? Un po'. No, perché devi pensarci? L'avresti fatto? Ma tappare lui? Sì, perché no? Sì. Anzi, se non lo vuoi tappare, ora ti do tipo un macete, così non... bello. E niente. Ho chiesto a Vito, era per oggi. Chi è che te l'ha detto? Vito. Chi è Vito? Mica ho detto io di sparare, oh. Lui ha detto... No, ma ti ho devo- chiesto un'opinione, ti ho chiesto un'opinione. Se fossi stato io, l'avrei sparato. Perché oggi mi hai ucciso? Scusa. Oh, Summer! Che stai combinando? No, dai, mi c'è. Dai, portalo fuori. Cioè, dove sto andando? Ma ci sta il sangue, eh? Bello. E niente. Niente. Allora, comunque per il fatto di open bar, il problema è che abbiamo già dato via un sacco di roba e quello che è rimasto ormai sta andando. Vabbè, l'hanno fatto anche da a cosa, vedi là, l'IPRP. Yes. Vabbè, allora non fa niente. Andiamo a vedere là, dai, magari se c'è qualcosa, se c'è qualcuno. Se vogliamo fare un giro, ci sta, dai. Yes. Adesso arrivo anch'io, aspetta. NPC. NPC. Ma come? NPC2. Ci sono. Ci sono? Dove andiamo? Ma si muovono in contemporanea? E chi pulì? Per poco nessuna delle due si muove più. Ma chi pulisce dopo? Che c'è Io ero un delle attimo piazze nei per terra? pensieri. Quello pure io, però. Vabbè. Dai, vieni, andiamo. Andiamo? Secondo lei? Sì. Questo, lo lasciamo qua? Grazie. Siamo tutti sopra, frate. Praticamente a cazzeggiare i dottori. Li chiamiamo e non rispondono. Cioè, ce ne sono 10 e non risponde nessuno. Ok, va bene. Grazie. Ciao bello. Dove fai? Cioè, sali oppure... Mi accompagna all'armeria, per favore. L'avvocato Carlotta ti manda un grande bacio, Mi manda a fare culo per favore. Io lo amo. Arriviamo. Se andare in campo là, Che facciamo, raga? Devi andare in armeria? Accompagnate un attimo all'armeria 723, grazie.
Aspettiamo. Va. 50 euro, va bene? Salgo o rimango qua? Complimenti. Faccio foot job. Interessante. 41 e mezzo. Nessuno interessato ai miei servizi. Ah, 40 è un po' troppo. No, di piedi intendo. Sì. Ah, ok. Pensavo il prezzo. No, no, assolutamente. Andiamo, ragazzi. Andiamo a farlo chiaro, vai. Mi puoi vedere un carabiniere per il resto del... Poliziotti. Abbiamo il sequestro delle auto? Salve. La bella Sempre voi siete. Fermo un attimo. È tutto a posto, è tutto in regola, potete andare, non vi preoccupate. Se voi mi interessa un'altra persona, sì. Ripetere il civico stato? Arriva la macchina. No. Copiato di abito. Siete CML? Arrivederci. Grazie. Wow, con questa guardia di finanza c'è. Uè, salve. Salve. Salve, salve, salve. Ah, no, è Salve, poliziotto, salve. Piani alti, ragazzi, non mi interessa. Dove stai dietro il bombassi? Ah, ho capito. No, siccome l'altro giorno quando ho aperto la trattoria ci sono andate e me l'hanno fatto subito. Senti? Senza prenotazione né nulla. Pensavo Giusto. che lo Vabbè, diciamo, la potevano rifare. prenotazione non è proprio obbligatoria, ma lo vado però a io dire. gliela consiglio almeno se Barista. trovo qualcuno. Se gliela Ah, ho accetta. capito, ok, la ringrazio. Buongiorno, Sharon. Mi scusi? Niente. No. Mi dica? C'è l'open bar? Sì. Può aspettare un attimino che devo fare una roba molto importante nei miei pensieri, può aspettare un po'. No, quando vuole. Salve, Sì, signor sì, Pino, sì. salve. Gatti. Avete un cazzo, però. Gattina, se no proprio io. Lei già mi Sì, ha sì. detto una cosa che non poteva dire, non le ho Mamma mia, quando sento sto qua. allontani le tue cordicine da... Sempre in mezzo sta guardia. Cardi, metti le corde a tre, per favore. Queste auto, state attenti. Sempre in Ok. mezzo. guardia. Venti, Ah. salve. Ciao. Mi può dare qualcosa da Digli da mangiare? parte di bomba. Digli a parte di bomba, no, della polizia. Ok. Ma è senza pagare. Si paga? No. No, c'è l'open bar. Che non voglio spendere una lira. No, E non fa vabbè. niente. Perfetto. Che ce li ha ancora le sigarette? No, non mangiamo i drink, quindi... Sì, ma lo fate apposta a sera. venire tutte le sere qua. Signorina, è possibile avere un menù? Subito. Lo fate Grazie. apposta, lo fate. Bog. Madonna, gioco sono Barry.
Grazie. Lo fate apposta, lo fate. Ah. Lei invece? Pure per me è un Faccio raffoga a tutto quanto, no? È buono sul ghost. Cosa? È buono. Ah. Tutto a nero si va avanti. L'altro piccino? Sì, Ok. sono io. Come? La macchina, ti dico com'è andata. Aspetta, chi sei tu? Eravamo di fianco all'officina e c'era sto qua che rompeva il cazzo da un quarto d'ora perché lui non c'aveva anche i documenti. E lui gli fa, dopo un po' fa, la macchina sta qua. Mici inizia di fa, allora anche tu stai qua, tiriamo per la pistola, lui si tappa uno, io me ne tappo un altro e ce ne andiamo. Ah sì, la macchina sta qui, facciamo sì, la macchina sta qui, anche tu stai qui. A posto. Oh, ti giuro, ci hanno tornato un minuto dopo spariti, di venire qua e Ti giuro, troppo bello ragazzi, troppo bello. Tra poco fa la stessa Lo fine. sentite voi? Io non lo sento. No, non sto parlando. Ah, No, salve. vai, Come portalo sta? voi, in È Vito uno di poche Tutto parole. bene, Vito? Sì, Vai. È pensieroso, vita è pensieroso. Sta pensando cosa fare quando barca all'alta città. Sbagli, Bravo. No. Sto scherzando, No, ma che vai, facci prendere un po' il volo dall'aereo. C'è da fare, Non mi chiamo Antonio Montagna io. Vabbè, ma che... Vieni un po'. Ma che stronzo, ma che stronzo. Che si dice? Scusi, Niente. Un po' lontani, di casino gentilmente. stasera qua, la polizia fa... Chi è che ha detto vaffanculo? Fare un po' di... l'ho detto io per sbaglio, mi scusi. Se l'ha detto a me, spero che... Tu che mi racconti? Non l'ho detto lei, l'ha detto Hai detto una parolaccia prima che non si può dire. Infatti non la vedevo, per questo mi sembrava lei, però poi... Lei ascolti con non me, la lei venga vedevo. per me, per cortesia. No, non vengo. Vieni là, Mori, ma chi Non faccio sbagliato. resistenza, sennò devo restare, venga con me. Sì, dopo mi mando lei 15 giorni. Venga con me. Dove sta il Dai, mi dica. Dicevo, non entravo da un po' in Mi realtà. dica. Ah, ho capito, ho capito. Sì, sì. Ma pure lei, Però venga tutti. un po' problemi fuori città, un po' ho fatto il passaporto in un'altra città. Che bim bum bam. Io sto pure con la Ballo ogni volta. Allora, poi si Onesto mi sta tirando più quell'altra ora. Ma vabbè, cose che... E guarda, te ne Sì, scappi, sì, cioè. sì. Non le paghi, non le paghi. Allora, Anche perché qua lui non sta nell'ultimo periodo minacciando. non stavo Cioè, abbiamo povero, detto che io povero ti faccio ultimamente non beccavo Sì, nessuno. Questa non è una Faccio minaccia. volare, tu che ne sai che Capito, significa Ti fa volare? prendere il viaggio da questa Capito. città. Si può dire, no? Ma siamo una minaccia, Sei infuocato stasera. No, ma non è una minaccia. Allora, voi venite qua. un verbale. Sembra Sandra, però non ho Enrico on fire. Raga, però, raga, poliziotti. lo so. Poliziotti. però venite qua. A me no, a me guarda ogni tanto. Poliziotti. Vieni un po' caffettina. Poliziotti. Non lo so. Lei, Piacere. Oh, piace. Arianna. Vito. venga, venga. Pensavo che era Oh Mitch. Beppe, io me ne vado, devo andare. Cioè, Allora, Mitch c'ha le basette, Vito no? Vabbè, comunque uguale però. delle auto Sì, devo cambiarmi un attimo. non è un problema del proprietario. Ah. Ma se Da tanto in città? No, credo. Non mi ricordo. Ni. Non me la ricordo tantissimo. Ah, ok, vabbè. Forse ho capito. E non uscire proprio, per favore. Perché lei da quanto è in città? Tanto? Ma ero da... No, io non ti ho minacciato. Fine Tu mi hai novembre. minacciato e sta facendo resistenza. Io la resterei. Però poi nell'ultimo periodo sto un po' fuori. Quello là con la felpa della guardia. E Mi niente. sa che non ci sente più Arianna. Sì. No, ci sento. Ok, scusa. Vabbè. Oh, fammi sistemare un attimo. Ah, da Folio, perdone, mi avevo sentito di da Folio. Sì, a posto, me lo dico. Magia questa. A posto. Vabbè, ma quello gli faccio vedere. Oh, raga. Dimmi. No, ma tu stai lavorando. Ah, tu stai qua. Io? Scusatemi ragazzi. Sì, ma oggi non ci sono andato ancora. Oh, devi l'armeria ancora. Sì, l'ho sentito. Grazie, aspetta, mi sa che
Che hai fatto, Vi? Hai detto non è niente. possibile che c'ha le corde spara 7000, che cazzo. Ah? C'ha le corde spara 7000, Freddy, non va bene. Non sai che non va, Vito? No, niente, mi stavo rompendo il cazzo a sentire questo qua che parla. Vero, sì, sei sì. strano oggi, Vito. Io? Un po'. Dimmelo a me, dai, dimmelo a me. No, niente, è che sono entrato e stavo un po' a cazzeggiare. E chi è che ti ha rotto il cazzo? Ci penso io, Vito. Ah, niente, nessuno, che cazzo mi deve rompere? Vito, andiamo a prendere la K, Vito. Ma che? Ce l'ho già, ma non mi serve. Fallo a me, Vito. Vabbè, fammi fare una chiamata. E hai detto di passare le corde? Magari. Sì, gli ho detto qui alla Freddy di abbassare le corde, dice no, no, non le abbasso, mi devono sentire tutti. Ma che cazzo ce ne frega quello che dice? Ho capito. Però, Io? Oh, tappo smaccare. Dici, minchia quante FDO ci sono. Un sacco? Abbastanza. Per Ah, l'orario vero. che è abbastanza. Devi passare un euro uno sbirro senza far vedere che sono io, aspetta. La mia vittima. No, che fa? Cosa stai facendo di là? Ragazzi, posso chiedere a voi per parlare? Ma dove sta andando? Tu lavori 10 per 10. Come è possibile dare un euro al giocatore selezionato? Fra? Di veri. Ah, vediamo chi mi ha chiamato. Ma non riesco a vedere il telefono di merda, che palle. E niente. Guarda quel pelato, lo vedi quel pelato lì? Guarda quel pelato. Questo? Pronto, polizia di stato, sono pelato qua lì con la di barbetta PRP blu. Beach, ma c'è un ragazzo che ha una cappa in mano, se l'ha nascosta. Ok, va bene. Vedici. Uno sbirro che stava qua l'ha chiamato, gli ho detto c'era uno con la K47 e mi fa se vedi forse due ordini digliela. Domani dovrebbe uscire un pezzo sul canale, se non sbaglio, dove l'ultimo raduno che abbiamo fatto, ti ricordi dove è uscita la sparatoria infinita sul monte? Sì, mi ricordo. Sì, stavamo là. Ho chiamato io l'FDO, però. se non vi dispiace, niente. andrei un attimo a prendere da aprire. Vai pure, vai, certo. Vado sopra. Il Lucrezia, cosa che hai detto? Niente. Lucarizia. Chiedo Lucrezia. Lucarizia. Guarda un carjack dietro di te, 3-2-1. Ah no, era sulla macchina, ok. Che sei visto? Uno che sei vicino a sospetta una macchina, ma... Ah, aspetta. Ma tu sei... Ma tu sei? Io sono... Chi lo chiede? E tu che mi dici, Mitch? Tutto a posto? Sì, sto bene, anzi, ti dico. Mi hanno chiesto di fare il passaporto, ma no. Sono troppo affezionato a Roma. Troppo. È bello, non, sì. non riesco a lasciarlo. Chi? Poi comunque Roma. Roma. Poi comunque, vuoi o non vuoi, dai, piano piano sto iniziando a mettere le radici, quindi... Hai controllato te rito supplicativo, sì? Sì, ho visto. Per quello, dai. Lo E so. poi sono positivo e so che le cose si sistemeranno, sia per noi sia per quanto riguarda la città. La soluzione è una, io l'ho detto spesso, dovrebbero mettere il passaporto anche qua, però. Ce lo fanno, Hai visto chi diventa c'è, Mitch? 8000 volte meglio. Chi c'è? Quello che abbiamo, quello qui ho inquadrato 2 miliardi e passa, 2 milioni e passa. Ecco. Beh, anche io. C'è che non ti ha riconosciuto allora.
No, ma perché è passato proprio dritto entrando all'IPRP. Infatti ha messo il cappellino. Tu capi, ma... Che è un altro pelato. No, dai, Angelo. Ce l'hai col pelati? No. Ah, ok. C'è qualche problema, Vito? Cosa era sparito sotto quel cappello? No, no, i miei capelli ci stanno. Oddio, ritornato questo. Ma vabbè, Antonio, giustamente. Aspetta, prima non per il cazzo con Antonio. Cosa? Antonio? Antonio? Ecco Antonio? Antonio? Accanto? Montana? Antonio? Montagna? Antonio, sta succedendo un casino all'IPRP, fra. Oh, Antonio, vieni per favore l'IPRP. Montana, smettila di bombarti la ragazza. Antonio, basta con Teresa. Antonio, a quanto pare non stai collegato in radio, eh? Dobbiamo Metti, provvedere. metti Mattarella al posto. Oh, Teresa, basta con Antonio. Buon uomo. Di quell'altro. Oh, io sono curioso di andare a vedere. No, ma hai fatto bene, hai dato le commissioni così ti sei liberato. Le dimissioni, perdono. Ma mo il problema è che mo nessuno più mi sequestra l'auto. Meglio, no? Diciamo, a noi ti daremo 10 di date. Perché, madonna mia, mi andavo sempre a fare il blitz. Esatto. Noi ci divertavamo con il pantalone giallo, lei stava. Ci siamo divertiti a quei tempi. A me sto bene che è tornata di nuovo, si è licenziata poi dopo. Allora, ripresa la mangiasse. Sì, ma deve stare un po' più Enrico, ma che stai facendo? perché deve stare un po' più calma. Siamo ballo. Perché deve stare un po' più calma. Sì che c'è un motivo, l'altra volta. E la dai, facciamo una finita qua, adesso lei ha rimesso, quindi è inutile che andiamo via. Infatti, ma poi se vuoi venire, vieni qua, te lo dico. Ma chi è il signor Enrico che voglio ringraziare? Dove sta? Dove sta? Non c'è. Che c'è? Ci sta il tizio che parla con la ragazza tua. Eila, tutto bene? Amici, non so, oppure l'altro, no, niente. Ah, a posto. Però attaccati i suoi. Ah, vabbè. Non ho capito un cazzo lui che... Io bollente. Bollente. Guarda che c'è il mare lì, eh. C'è il mare, sti per fare un tuffo. Questo qua chi è? Questa croce. Chi è? Chi è? Chi è? Chi Che quello là magari? Niente. Sì. Come chi è? Bravo. Niente, volevo fare una roba. Oh, niente. Per l'ora non si può. Volevo presentarti il mio amico, che è innamorato. Chi? E i capelli bianchi... Dov'è? Ah, quello lì. Maglietta viola, capelli bianchi in fondo. Di chi è? Di chi si è innamorato? Di Lola. Oh, sei vivo? It's too late, no? Dillo che Voglio dire qualcosa che vuole provare. Ha detto che ci vuole provare a tutti i costi, anche se fidanzato, non gli frega niente. mi fa piacere, Fra. Io sono sicuro di me stesso, non c'è problema. No, infatti, lo dico. Voglio dire qualche parola. No, vabbè, ma è un tuo amico, è giusto che ci vuoi tu, no? È un tuo No, non è mio amico, io non lo conosco, ha detto solamente che si vuole Tuo così. amico? Bro, tu vuoi fare bastardo come me? Aspetta un attimo. Quest'altro coglione mi fa fare solo figure di merda con furgone e qui non lo voglio. Domani. Sì, ho voglia. Ciao, abbiamo preso veramente tutto, ciao. Abbiamo veramente tutto partito. È arrivato un po' tardi. No, ma non gli interessa che sia fidanzata. Ah, E interessante. vuole comunque. Un altro duro, Diverti. Sì, è un duro, vado a chiamarlo, arrivo. Vai, vai. Vai, che sto facendo risata. Stavo per sparargli. No, dai. Guarda, è quello che ho visto anche prima. Esagerato. Quel nero con i capelli. Ma come? Non so, mi dissocio. Non ha detto negro. No. Ah, ok. No, ragazzi, Dissocio. no. Ha paura, non vuole venire.
Andiamo noi, andiamo noi. Andate voi. Dai, andiamo a sentire, Andiamo? dai. Vai, andiamo a sentire, dai. No, ma facete bene, facete bene. Invece Guardate solo il non so nome. cosa ti abbia detto Guardate sto solo il scemo, nome ma e giuro. ringraziatemi solo. Poi Ciao, amore poi mio. non guardate più. Bastardo, zitto, fermo. Un nome e una garanzia io c'ho. Mi dica. Dov'è? Dov'è questo? Bravo, buon uomo. Esatto, Gazio, Gazio, Gazio. Stava parlando? Di me, ecco. È venuto a dirvi cavolate sul mio collo. Ma immaginavo, non ti preoccupare. No, quelle cavolate, è tutta Ormai- verità. Non sono uscito dalla mia bocca. Ormai il bro io conosco lui, Se non ti devo preoccupare. dire qualcosa, ecco, sarei venuto io. Ma Ecco. sinceramente non era nella mia testa. Ma ragazzi, cioè, è troppo. Quindi il bro è da prendere e da buttare Dopo in mezzo tanti al anni sei mare. uscito un po' libero tu. Ciao. Ma non è lui. Ma se... Ah, sì, ci sto che pure ne so, io, però abbiamo Vabbè, detto. però si è provato il bro, si è Non provato. posso picchiarlo. Un po' Vai a di... prenderti sì, qualcosa un po' di all'open sì. bar, Sì, che ho certo che offerto puoi. io. Venga, Quelle cose venga, là mi venga. piacciono. Cosa fratello? Ho detto un po' di litigi, queste cose qua sono belle da vedere. Sono belle, certo. Però, Io ho detto, se sono litigi giusti, certo. Se non sono litigi stupidi. no, no, era bello. Mi divertivo, peccato. No. E falli tu i litigi. No, io sono per la pace, viva la pace, per l'amore. Perché ti piacevano i litigi, scusa? È per È il un caliente. È un po' Guardarla, a me contraddittorio, piace, un po' a contraddittorio. me piace guardarli. Sì, la piccia fuoco, come si dice? Accendi fuoco. Esatto, la piccia fuoco, Bravo, come dici tu. Bravo, mi piace. Oddio, non proprio. Ai 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 ai. È dura la vita a Roma, è dura, è dura. Raga, non dovete Dura la passare vita a Roma. voi agli altri locali. Non so quante volte. Ai ai ai. Niente. E niente, questa è la Vieni con me. Venite dentro, bevetevi qualcosa. Siete già salvi con me. Sì, sì, ti ringrazio. Ti ringrazio, ti ringrazio. Anzi, tra poco probabilmente era giusto fare una toccata e fuga per vedere un po' di movimento. Poi c'ho le batterie scariche. C'ho le batterie scariche. Vabbè, ci sta. Alla fine la sera fatto. Sono cotto, credimi. Chi lo dici? Addirittura giubbotti di proiettili alla polizia. Comunque da un po' che non ti vedo. Non sei andato davanti. Tu alza poco le pure vende qua. È buon uomo. Mi dica, sono favorevole a quello che mi vuoi proporre. Io non ti volevo dire niente, però ho capito cosa tu saresti quelli che disposto. parlano Ti vuoi tappare? No, poi non si fa. Io te l'ho detto, mo, la prossima volta che vedo. Ma un po' troppi sbirri. Eravamo chiamati noi su servire la polizia, non abbiamo chiamato. mo vediamo un niente, attimo. ci sa. Cosa? Vediamo un attimo. Pure medica. Estramo. Stanno già pronti. Piccolino. No, andate più. Io a tua mamma non gli devi dire cosa vuoi. Salve. Si potrebbe avere un 10 per 10? Perché? Perché? Scusa. Medico. Lì, il mio collega, lì. Circa. Che? Dove è finito? No, andiamo. Ma dove cazzo dove portato? Dopo 2 mesi, mo sei tornato. Chiedevo. Sono curioso, no. No, siccome da Spiega, quando spiega. non entra più mio cugino non si è più fatto vivo, è Ma dove è sparito finito tuo cugino? improvvisamente con nuove amicizie, mi chiedevo che fine avesse fatto. Ma tuo cugino? Mio cugino stava fuori. Ah, Sì. ma tornerà? Boh, penso di sì, adesso sta infognato da un'altra parte. Ui. Cioè non in Ui, ui. un'altra città, proprio da un'altra parte. Ah, capito. Ci sta. Allora, Olve. La faccio ascolta lei? Sì. Va bene. Pensa. Unisca a noi. È con noi, già con noi. Ah, niente. Oh, vedi, qua non si può fare brutto a nessuno. Sì, poi non sei proprio nel posto esatto. Come no? Comunque io la vedo un po' Certo, agitato, invece. Sono bollente. No, lei è caliente, non si scordi.
bollente, caliente, tutti... Ai ai ai. Non mi viene la parola, è andata. E niente. L'italiano è difficile. Ah, ancora questo nel giornalino? Che cazzo scrive? La libertà... Liberato. Sì, dai. La. Piglia, Pina. So, che cazzo facciamo? Vogliamo stare qua o vogliamo fare... Io tra un po' mi terrei in calato, senza... Ma dai, non fare il molle, zio. Atmol. Non lo so. Manco mezzanotte. Ma... Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. A domani mattina. Caffè. Dottore. Buonasera, buonasera. Dottore, mi può fare un cerottino gentilmente, eh? Subito. Anche a me, grazie. Grande dottore. Sempre sul pezzo. Sì, mai sotto. Bravo. Ghilo non c'è, medico? Sì, sta in servizio. Sta in servizio? Sì. Ah, sta, non risponde. Questo glielo offro io, dottore. Purtroppo posso bere mentre sta in servizio. Silenzio e beva. Grazie, caro. Grazie mille. Il coglioni, non gli vado a prestare altro. Signor Mitch. Ehi. Chi vuole, a chi serve ancora il ceratto? Oh, Mitch, ciao, caro. A me. Grazie. Tutto a posto, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Oddio. Oh, stasera un po' di gente c'è. Ma gli ho detto 10 minuti arrivo, ma è Il quinta volta. Ciaddaro dov'è il Ciaddaro? Il Ciaddone Adesso Ciaddaro arrivi, dov'è? in 2 minuti mi chiamo 2 volte, adesso arrivo. Mio Dio, adesso vado a rompere un po' il cazzo. No, so sempre io, l'hai chiamata prima, al 906. Credo che almeno l'ho lasciato lì. Ok, arrivo. Sì, mi ciao. sono di aver visto la pubblicità, infatti ho detto boh, stesso sono là loro. Com'è lì la sito? No, è tranquilla. Non derivi Troppo? ma tranquilla. Mamma mia ragazzi. Ciao. Si ferma. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ah, te li ha fatti pagare? Sì. Ah. Certo. Ma A me non vabbè. l'ha fatto pagare. Vabbè, Va bene. ragazzi, tanto ormai il potere da vesta, stiamo a livelli, ma va in culo, dottore. Niente. Percepisco della frustrazione, Dylan. Non sono io che non ha pagato il cerotto, non l'ha fatto a me. No, Ehi, la bitch! sul fattore potere uguale fregna. No, non è quello, anche perché sono tranquillo io quando esco di sera e torno a casa, non è quello il mio problema. Allora, Andiamo a fare un saltino al resort, cosa dite voi? Andiamo a mettere insieme. Mi sa che a me comunque fa come locale mi fa proprio schifo. Cazzo, non vedo niente. Sì. Sì, è brutto, zio. Poi è brutto. chiuso. Almeno è sulla spiaggia, cioè... Vabbè, anche lì c'è la Non hai spiaggia. problemi di occhiali. Ah, ma... hai capito, frate. Sì. Ma la rossa lavora lì? Sì. Non lo so, sai. Sì, è alla divisa. È 20. Ai. Ah no, 20, quella è 20, pensavo la rossa, l'altra rossa. Che cazzo di rosse ci sono? Le stramo? Un'altra rossa. No, faccio rubo, cazzo. Ci penso di te. Cosa sta facendo? No, questa qua è importante. Guarda. Antonio? Lontana. Puttana? Pizza e merda. Quindi cosa facciamo qua? Non Siamo in risponde città, non più. rispondiamo? Non risponde più. Mi tocca dargli due bastonate nelle gambe. Adesso lo chiamo, aspetta. Piena cartoni. Chiamiamo la polizia. Ah, no. Coglione, non mi copiai le posizioni, coglione. Ma possiamo andare ad atterrare? Sì. Sai che sarei tentato contro te, Oh, però non io... risponde neanche al telefono. Tonino. Starà...
Allora, non mi ricordo il civico di casa sua. Te lo ricordi di? Quale delle case? Quello a bit. Ci devo dare un'occhiata, ma sì, aspetta. Minchia, andiamo con la para casa, ragazzi. Andiamo. Se mi aspettate un attimo, vado, diciamo, a bere, ma una cosa... Pezzi di merda, bastardi cagacazzo, sta a fare l'ospite da un'ora che scassate tutta la minchiata. troia. Quanti outfit hai fatto oggi quando stai con la Non dire donnina? cazzate. L'ho scritto pure su applicativo, ma siccome siete impegnati a succhiare cazzi... Eila! No, stiamo facendo la tu, bella nessuna. vita. Bella. Manganiello. Ma vuoi conosci? Manganiello. Cosa? Oh. Ehi, Oh. stai combinando? Tutte le stronzate, Antonio viene alle PRP, c'è una sparatoria, Mary. Antonio corri, Sto Antonio back stanno là. pullappando. Stotbag. Stromberg? Che ha fatto? Aspetta, Einstein. chi è lei quella che parla? No, non è lei. No, Preoccupare. non sono io, tranquillo. Ok. E Ciao, parente a Emily. te? Parente a te? Ciao Mitch. No, assolutamente Ok. no. E parente a te? No. E parente a te? No. E parente a te? No. Perché anche se fosse qualche parente di qualcuno di noi? Non la toccavo. Ah, ok. E vuoi toccare? Aspetta, io la devo rapire a quella. Ah, Ecco. pensavo di toccare in altro modo. L'ultima volta che mi ha puntato l'ho fatto i Rolas a lui, quindi ricordiamo, E niente. Ma lei fu blada, mi ricordiamo. Ah no, c'era la se no facevamo una mini Rolex. Oh Nino, se io ti do 50k, tu gli spari in testa una sbirra. Perché devo fare questo. Mi avete creato cazzo un'ora, No, no, un'ora, Io ti do ora vi 300k. sto chiedendo che state facendo, non rispondete. Ti do un milione. Stiamo all'IPRP Beach. Saliamo, 2 Spero milioni e che mezzo. tutti annegate proprio. Ma vieni, pizza merda. Zio, guarda Ferdi, guarda Ferdi. Zio, guarda Ferdi. Mamma mia, come fa scattare dalle risate. Fa scattare dalle risate. Oh, come atletico! Oddio. Guarda che marcia. Quello là, da quando si è fidanzato con Mary, non mi dà un euro manco più. Ma non sta con non Mary. sta con Mary. Con Teresa. Con Teresa. Non mi dà manco vedi? un euro più. Vedi? No, sto bastardo si prende 50k al giorno. E la paghetta. Ah, a te pensa. Hai Aspetta capito? allora, Nino da, aspetta un attimo. Infatti mo non devo più andare a spacciare in tardi. Come si chiama Nino D'Angelo? Ero Nino D'Angelo. Eri Nino D'Angelo. Ah, ti ho offerto 50.000 per atterrare uno sbirro, le hai detto no? Gli abbiamo Ma se offerto ti anche do- 5 milioni. Ma se ti do Anche- 50.000 per atterrare Ferdi lo fai? Minchia, quello Sì, pure gratis sì, lo fa. sì. Ah, ce l'ho nel portafoglio, se lo fai ti ridò cash anche. Dammeli. Te ne do Però poi 10. lo devi fare, ce la finisci male. Sì, sì, lo faccio, se no me li ridò. Ti do 10.000 ora e se lo fai ti do altri 40. 25. Ti do 20. Allora, dagli 25, dagli 25, fidati di Tanto me. io ho paura di lui. Ok. Vabbè. Dai, Poi Eric, se- non ti preoccupare. Ok, mi fido di te. Tieni. Vediamo. E se andiamo in caffetteria, quello. F8 bit. Non ti preoccupare. Che cos'hai? Che cos'è la pistola da solo? No, io me lo maceto. Bravo, perfetto, è quello che volevo fare. Quello che volevo dire. Appostiamoci, raga, Ti appostiamo. seguo, no, ti seguo. Vai. Sento il rosso. Aeroport. No, ti devo uccidere io a te, No, ti porto a quella... No, non mi portare in nessuna parte. Ya, frate. Non ci sono i medici, ti licenzio e più di più di... Ci ti sono, porto- ci sono. 3. Ti posso io. Perché devi ucciderlo? Perché devi ucciderlo? Oh, ma che cazzo sono queste cose? Ma voi sai che non potete fare queste cose? Come? Come vuoi? Io non c'è più un cazzo, bello. Sì. Buon uomo. Sì, non dico a te, non dico a te. Ti bravo. rimetto i soldi, ti rimetto, ti. Ma vado ad ammazzare subito, va. No, no, frate, non me li porto in caffetteria. Sempre scialetto, dai. Ma perché devi ammazzarlo? Perché perché vuole? così- Perché vuole? Perché Così vuole? mi davano, perché così mi davano 50k. Ho fatto una scommessa, ho detto 50.000 per... Cazzo fai mica, questi soldi così, vabbè.
Ho detto 50.000 per la polizia no, 50.000 per Ferdi sì. Ho detto sì, E qua però non l'ha Ciro. fatto. Vito, sei un grande, Vito. Però non l'ha fatto, Aspetta, vabbè, niente. Oh, ditegli di fare una scommessa con me di 100k. Vai, dimmi. Poi Vito, Poi. Che è successo? come va? Abbastanza. Ma hai cambiato di città? Passo molto spesso più tempo nell'altra, sì. Ho visto, vedo i tocchetti. Sì, Ma è bravo. bello che là è bello, puoi trasmettere la tua, tipo, i tuoi occhietti, puoi trasmettere. Sì, sì. Purtroppo qua molti stanno, cioè molti che conosco non ci stanno più, capi? Ci sono rimasti alcuni, però non è più come prima, boh, non lo so. Sì. Oggi Sì. sono entrato perché Oh, c'era la cosa del scusami. cartello, però, capi? Oh, no. Ti posso parlare un attimo? Vai, vai. Sì, devo parlare un attimo a te in privato. E bene. Posso? Vabbè, non è di parola. Sì, nella Smins mi aspettavo che lo tappassi. Ma serio, sì. Poi è andato a chiedere, sicuramente l'avrà detto, vabbè, dividiamo le spese, ti atterra. Dai, ti prego. Ma che cazzo? Bastardo. Non è così, fratelli. Niente. Io E non poi lo da so, quando mi sta sa con che Elisa non mi dà più un soldo. Non mi dai un euro più. Mi dà un euro più, perché miseria. Vabbè. Comunque, allora, mi raccomando, questa settimana, rega, abbiamo un pochino da lavorare. Assolutamente. Te lì come sei messo la settimana, ci sei? Io ci dovrei essere. Io? Sì, tu. Non lo so, bro. Mamma mia. Onesto. Travaglio. Abbiamo bisogno un po' di... Pure col Una cappello, mamma manodopera. mia, porco. Questa settimana bisogna lavorare un pochino. Lo so, però purtroppo, boh. Mi Purtroppo, dispiace boh. non venire qua per entrare, però perché ho comunque un sacco di roba, ci state tutti quanti, però molti altri stanno di là. Devi iniziare a divertirti un po', ti vedi un po' qua, un po' di là. Ma io entro, se tu vedi anche dagli occhietti, cioè entro un'ora e basta. Mm. Le Mi fa ultime... piacere, Oggi è però, andata mi bene, fa però, piacere. dai. Se sì. torni mi fa piacere, cazzo. Non lo so. Mannaggia, Comunque Gianni mannaggia. oggi è entrato, però sta sempre di là, sbrano. Lo so. Sì, no, ma qua ammollato. entra solo se c'è quei due là, sai, solo per vedere un attimino, poi va. Non lo so. Cioè sbrano tipo lo conosco da quando sono Oh, entrato, capito? aspetta Quindi... un attimo, ma Antonio cazzo fa? Aspetta un attimo. Che ha fatto? Anto, ma tu hai già venduto la casa? No, perché sull'app delle mie case non mi fa vedere un cazzo. Ah, l'estramo. Vabbè. Anzi, hai trovato qualcuno a cui venderla? Sì. Ecco. Vabbè, dai, non ti preoccupare, sento io qualcuno magari. Oh. Cazzo, minchia, zio, stai imballato. Comunque, vabbè, troverò io qualcuno in casa. Com'è che si fa? Ah, a trovarlo chi vuole affittare. Non ti preoccupare, dai. Apposta che stai un po' giù, eh? Ah, un po' troppo, vabbè, dai, cioè. Vale più depresso che rilassato. Queste volte mi senti sclerato, vedi, sono il chill. Ah, va bene, va bene. Dai, ti lascio nel chill. Ciao, frate. Non è appena sborrato. Ma era Montana. Sì, era Montana. Ma che cazzo stai a fare, Montana? Ti aspetto lì per il Appena- PB ancora. È appena venuto, non c'è niente da fare. Sicuro, sì, era tassato. Esatto, era Franto. Bravo, sì. Cazzo, ma niente. veramente ci avete gli outfit uguali, te e quell'altro. Che? Scusi, lei c'hai Ah, bisogno di lo una so. casa? Che cazzo? Oh, che scusi? C'hai bisogno di una casa? No, c'ho già una casa. Ne vuole un'altra per caso? Io devo vendere una. No, cosa mi posto, Velezzi?
Ah, boh, niente. Oh, Vito, so che tra me e te, vabbè, vuoi una casa? Ma che cazzo? So che tra me e te vuoi una casa? Vabbè. Ce l'ho Aspetta, già. ci penso io. Ce l'ho già la casa. Buona scheda. O meglio, non ce l'ho la casa. La condivido con un altro ancora. Che casa hai, scusa? Una vicino al bar della Vocheta. Da 150? 260 l'ho pagato. No, è tantissimo. Per un barbone come te. Ah, 700.000 ne ho, fra. Te ne do 250 a te, ho finito. E allora, Tu dici, vabbè, lo stesso non usa entri questi più. soldi. È giusto. E usa questi soldi. Vabbè, se vuoi 150.000, altrimenti nada. Io vorrei la casa. Cosa vuoi? No, ma aspetta, io vorrei la casa. No. Oh, grazie. Niente. Ed al cambio, praticamente. Io spengo, io chiudo di Ah, a mezzanotte e mezzo. Che ne sono? Mezzanotte 10, minchia, mi ha scritto Anto e ciao. E lui Porca vede troia. poi all'una torna, facciamo quel cambio. Perché hai scritto con lo slash me? Io mi sa che ragazzi vado un attimo allo Sky che... Andiamo allo Sky? No, volevo andare un secondino in personal, cioè con facciamo Lola un un attimo, divertimento. poi faccio uno Facciamo. spillo in radio. Vabbè, io vado a Va dare bene. un'occhiata a casa se c'è qualcosa e poi... Ancora un così. attimo che forse arriva quel coglione che vuole la casa. Vabbè, se hai bisogno mi chiami, corro subito da te. Parlando con Capisci? me? Sì, capisci. Di cosa devo aver bisogno? Per qualsiasi cosa. Va bene. Bene. Oh Vito, ci vediamo tra un pochino se non chiudi gli occhietti. Vabbè. Vabbè. Sì, sì. Ciao, Mi amore potete mio, ciao prestare bella. una macchina, per favore? Ciao ragazzi. Ciao. A dopo. Dove andare? Vado un attimo allo Sky con Lola, che devo parlare un attimo, poi nel caso ci vediamo dopo se... Anche lui va a piantare? Può essere. Oh, cosa sta parlando? Le corde. Le corde. Aspetta che le alzo. Siete dei cazzo di cani malati. Volevo... No, è una solo una... Cioè, è stata... Palla convinto. Cioè, è stata Ma solo che una ti frega- semplice... Vabbè, ma Ma che ti frega posso a te? fare? Ma no, a me non mi interessa, io stavo parlando con lui. Cioè, è solo, come si dice, gossip. Siete due È gossip. zabette. Ma che... Ma poi tu hai detto piantare, tu che pensavi ad altro? Infatti. Vabbè, sì. Io c'ho le piante dentro Oh, casa. scusi, buon uomo, sì. buon uomo. Niente, andiamo. Buon- Tante Lei piante. cosa ne pensa? Di che cosa? Mi spieghi come ne Niente, capisco. praticamente ho detto... Semplicemente, ho detto, due ragazzi si stavano allontanando, che sono quei due. E gli ho detto, cosa mo vanno a piantare? Ma non era riferito a loro, era riferito a lui. Mamma mia, tutto questo per piantare una pianta di limoni, mamma Bravo. mia. Guarda, Io me ne cioè, vado lo che è sa- meglio, lo cioè, sa ma pure non lo lui. so. Mi rifiuto di sentire Bravo. queste cose di Tappare, queste stava per tappare. Mamma Andiamocene perché mi parti che Rosco. Ehi, Uno in applicativo che ti deve fare la fattura a te e paga lui i tuoi biglietti. Ma chi? A me? Evil Planet. Ciuzzo, È mio padre, è mio padre. No, già li ha pagati tuo padre, quello là Vabbè, col che facciamo? cappello Ci allontaniamo? Oh, un attimo. Vai, vai. Mi potete dare Potete accompagnare a un garage? non c'era nemmeno andiamo. una macchina, devo andarla a prendere. Maronna mia. Su, care. Salute. Aspetta, vediamo un attimo. Ah, non so neanche se ci sta. Ah, bella. Vieni, zitto. Quella del Cino, non la potremmo. Andiamo. Signorina? Dillo, veloce. Ma io ho la mia, perché devo prendere questa, scusa? Ah, c'hai ragione. C'ho la venina. Oppa! Oddio, niente. Vabbè, la pallavolo più grossa, cioè più forte che abbia mai vista. È una detta in metallo questa, non da pallavolo. Questa non la voglio. Mo cattive Signorina, la Ecco, cintura, Mario. mi raccomando. Antonio in... Lontana, dove stai? All'IPRP di De Vivo. Oh, stavo prendiamo qua, la mia dai, macchina, ti vediamo. faccio divertire. Sciacchi De Vivo. Grazie mille, buona serata. Ah, figurati. Che macchina? Dove sta? A che Prima sta? fate voi. Oh, andiamo. Vieni. Tu l'hai mai vista la mia macchina? Ciao. Sì, l'ho vista, certo che l'ho vista. Me la ricordo. Andiamo da Montana che mo si mette a piangere che non ci stiamo. Wow.
Oh, Montano, non ti mettere a piangere che stiamo arrivando. Aspetta che c'è la musica, che hai detto? Ho detto non ti incazzare, non ti preoccupare, che stiamo arrivando. Sì. Dov'è? Vediamo. Tutto buggato. Dai che c'hai? No, non vedo che parlo. Non vedi? Non vedo la gente, non vedo che parlo. Non mi dire che sta sfronzando quella tizia. Andiamoci, ti prego, andiamo. Quella lì fuori, Che è uno di succede? voi. Ecco, Vabbè. non vuoi stare? Ragazzi, venite qua. Buono. Venite qua. Offre lei? Prendete qualcosa, offro io, prendete qualcosa, ragazzi. Grazie, Ma c'è l'open bar. No. Ah no, c'è. Oh, ok, scusate, non l'avevo visto. Allora un 10x10 per Mendes. Premium. Anche Mamma per mia. voi vi do da mangiare. No, da no, bere? per noi no, grazie. No, per me niente, mi scusi. Non Ci piace? sono già occupato. Sì, ma togli quelle manici a mia moglie, cappellotto. Un povero video, scusa. Sono Tromone, sì. Ma sei un pezzo di merda. Dai, lasciamelo stare, non sto Che girando. pensi che sono quel tipo di persona? Anzi. Merda, massimo rispetto, ragazzi. Infatti, cocktail di... Guarda, fai butta fuori. Certo, se devo. Proprio... Ma Mitch? Dice, è andato a piantare, mi È sa. andato a piantare con una ragazza anche lui. Oh, che ora chiamo io, come ha fatto lui prima. Bravo. Ah, ma amici mette silenzioso, No, signora, mi ha dato per sbagliarmi 7 di pigna colata. No, No, gliela sono tia, stata io. te da zia. Ah, ok, grazie. Però non ti preoccupare. Alla nostra, mo? Se me la dai, sì, magari. Ciao, Ma mamma. non ti hanno dato niente? No. No, non ti ho dato. Come ti ho dato da No, bere? no, a me non mi è arrivato. Questo è un nulla. dolcetto, Anto. Vedi pure chi. Aspetta, Ora sì, ti ora dico. sì, ora sì. No, ti ho dato io, Ah, prendi ok. mo. Ok, facciamo così. dai, Forse c'era qualcuno dietro di te per sbaglio. Tanto la pigna colata te la do Aspetta, io. tieni, dai. Ora te lo sì, ora ridò. sì, ora perfetto, grazie mille. Prego. No, io non l'ho avuta, quindi non Eccomi, scusami, che ti ho fatto aspettare Sharo. Tranquillo. Abbandonati di nuovo. Chi? Andiamo a fare un G. Ah. Devo stare qua appresso. Che mi devi dire? Non c'ho voglia perché sapevo che finiva così, perché se da solo è un conto, però se dobbiamo stare presso quell'altra e fare i puristi per tutta la sera mi rompo il cazzo. Eh sì, ma mi dispiace. Dove siete andati? Hai visto? Stavamo per andare. Stiamo qua alla Ma macchina. dove? Qua fuori alla macchina. Stavamo Mi avete dato cazzeggiando. il cazzo un'ora, poi quello è andato a piantare. Dai, che hai piantato pure tu, fra. Ah, però stiamo qua fuori. Mi dispiace. Dai, aspetta. Vabbè, se devi andare, fra, vai. Io penso che fra un po' sta. Ah, io non devo andare, cosa deve fare Anto? Se deve venire deve stare là. Non lo so. Onesto. Pezzi di merda, io non vi ho abbandonato, mi sto allontanando perché vi ho detto c'era la musica. E noi siamo qua fuori, ti abbiamo abbandonato. Sto qua, stiamo qua ancora. Arriviamo. Qua con la macchina accesa. Ma quando è che sta con questa ragazza? Da 2 giorni forse. Già perché non atterriamo a ferro? Addirittura. Piglialo appena. Vorrei pagare qualcuno per farlo, però non lo fa nessuno. Non è neanche fortuna di grazie. Mamma fratello, ma cammina a rallenti però. Cosa significa buggare? Inizio. Poi Tramonto levo la cappellotto dalla testa, Oh, pizza e merda. Oh, se ti do 50.000 mi atterri fermi. Chi? Aspetta. A chi ti atterro? Perdi? Dov'è? Lì in mezzo. Per 50.000? Ah, anche di meno. Comunque se io vuoi. penso sia... Comunque
sa che la cassa per non me la piglio per momento. Dovrebbe stare da qualche parte. Ma quello ha la pistola in mano, l'ha io visto? devo andare allo Sky che arriva il tipo qui, devo vendere la casa. Va, io Ma tra poco resto, senza di poi me non puoi muovo. vendere niente? Vabbè, intanto parlavamo, tanto adesso non c'è manco il Ma tempo quanto del gli stai a caffè. chiedere? 2,50. Oh, eccolo. 2,50 e basta. Scusi. Cosa ti devo chiedere? Ma loro non sanno i prezzi. Vabbè, poi tu intanto parlagli, vedi. Sì, dai, magari, vabbè, mo ci vado, dai. Almeno Guarda, raga. 400k perché era la mia casa. Addirittura, Roberto Berlusconi. Quel Ramon spara nella testa. Ma quelli là sotto che fanno? Vai a vedere, c'è una diva, Vic, vai. Ma là sotto dove? Vai, là sotto, Vic, vai. Vai là tutto nudo, fai. Sto tremoso, Vic, Che cazzo dici? Sì, è arrivato mio cognato. Mi sente? Cognato. Fratellino mio? Ciao fratellino. vedi Aspetti, che aspetti. il matrimonio è Fermo, finito, fermo, Matrimonio. fratellino. Fermo, ancora il sito di fermo che tra fratelli bisogna... Aspetta, Che questo. c'è? Vai, accetti. Aspetta, Vic, ti faccio vedere come l'ho fatta. Ah, ok. Grazie mille, sorellino. Grazie fratellino. Vedi. Ma nonno Pino che fine ha fatto, nonno Pino? Nonno Pino è sparito. Dai, non si perché è mi fatto prendi in più braccio? sentire. Guardi, mettimi giù. Ma non viene più nonno Pino. niente. Dai, voglio salutare nonno Pino. Grazie. Oh, ma mi metti giù, guardi. Vic, Non do, come mi metti giù? Ma che cazzo è successo? Io non ti ho proprio preso. Perché non mi muovo Ma? più? Uè. Oh, Tare. Oh, dimmi. Guarda, Cazzo, guarda. Scusate. Guarda, eccolo. Di chi è questa Lamborghini? grazie. No, ma stai tipo puffato, cioè stai... Chi sarebbe? Fai X. Ah, ok. Lui col vestito bianco, perché? Ah, di chi è questa Lamborghini? Lui vestito di bianco, perché? È sua... Ah, volevo chiedere quanto va perché pensavo di comprarla pure io. 3,40. Ma è modificata? Sì. Ah, ok, grazie. Arrivederci. Che ce ne sono lì? Perché la tira, fa solo il gran bordello e basta. Poi alla fine. Che facciamo? Chi stai aspettando? C'è qualcun altro? Boh, non so, mi sento, C'era il tuo amore, qua ho chiamato prima il tuo amore. Chi? La tua signora ora. Ma sto chiuso gli occhi, è ancora qua. Mi ha detto che anche mezz'ora ci stava. Ah, non penso. Non penso. No, Mio marito è rimasto lì a fare la bella statuina, che carino. Antonio, risponde. Sono una statua. Che c'hai? Sono una statua. Boh. No, non risponde mica Tony. Quella impegniamo colombiana. Ammazza che Scusa, non volevo. Niente. No, Che questo, cazzo? questo te lo sei cercato però, te lo fare io. Per quale motivo? Tony Elisabeth mi ha chiamato, no. Boh. Mi ha chiamato che erano, ecco la chiamata di Elisabeth ce l'ho, le ore, aspetta te lo dico. 011. La notte 11. Sì. Guarda che chiudevo gli occhi stasera alle 11:30. Andiamo che pure io mi sì. devo mettere in servizio. Dopo che risponde un altro messaggio te lo dici. Ah, domani punizione che domani allora. Festa domani, perché festa Che io. senso? Non ho capito, ce l'hai con me? Ah, Ok. no. Da solo parlo. Tutti Victor, che arreglano. cazzo fai, Victor? Niente, sto ascoltando quello che dite. Che cazzo ascolti, pezzo da merda. Puttana, mo ti spacco la testa con una mazza da baseball. Remove. Ah, comunque, è un Vabbè. piacere, sono Vito. Non mi sono presentato con lui. Ah, mio cognato. Piacere Daniel. Piacere Vito. Lui è mio fratello. Ok. Siamo tutti in famiglia. Piacere sì. tutto mio. Piacere Tutti anche in mio. famiglia, tutti in famiglia. Che ne pensa di questo qua vecchio con i capelli bianchi? Una brutta persona, troppo, aspetta, fratellino. Una brava persona, una brava persona. troppo Ma l'ha troppo conosciuto intelligente. un pochino, questa. cioè l'ho conosciuto. Ma non ti giudicare Troppo da solo. intelligente Fa questa parlare persona. lui per favore, sono curioso di quello che dice.
Troppo intelligente. Cioè lo conosci tipo da stamattina per dire queste cose. No, cacchio, no, da stamattina. Da qua. Da un po', lo conosco. Vabbè, forse mente quando sta con te. Hai visto cosa mi stava facendo ora? Mi stava picchiando inutilmente. Ma forse perché non gli rispondevi. Beh, ma se lui mi parla e mi picchia, come faccio a rispondere? Che ne so. Come adesso lui non si sente. Troppo intelligente, no? Per stare così. Cazzo. Ho 7 cervelli. 7 Sì. cervelli e 7 occhi. Occhi ovunque. Tutti qua te li stavano dando i cervelli. Come disse qualcuno, occhi ovunque. Occhio e orecchie ovunque. Io, esatto. Però a differenza io ce l'ho davvero. Di là non si sa. Di là. Come? Dall'altra parte non si sa. Vabbè, c'è differenza tra chi chiacchiera e chi fa. Giusto, già. giusto. Sì. Confermo. Già. Torno a lavorare, grazie mille. Che famo? Ci passiamo da qua, un ci abrazo facciamo un a giro tutti. in città, vediamo chi c'è. Lei torna a lavorare, io sono appena tornato dal lavoro. No, dico, ci passiamo da qua, facciamo un giro in città. Vuoi, amore? Vai te. Vediamo, Sì, vuoi? mi sono rotto il cazzo. Mi scusi, vicino. No, no, nulla. A venire su con me, Vito? Io ce l'ho lì in fondo la macchina. Venga su con me. Andiamo, andiamo Andiamo. dove vanno questi. Ha fatto il LED, guarda che belli quei LED rossi sotto. Che vero. cazzo, non aspetti neanche, devo fare anch'io, come i LED viola. Oddio. Ah, Uno si è buttato dalla macchina. Tutto a no, posto? sono sopra, ma tranquillo. No, sono sopra. Bello. Ciao, oh, eccoti. Sei tu? Sì. Domani facciamo tutto. Vieni. O più tardi, se c'è, fatti dal numero. Non capisco. Non ti sento. Anch'io. E niente. E niente, proprio. Appena finito di lavorare, vediamo. Sì? D'altra parte della città, sì. Sono stufo. In piedi stamattina alle 8 che sono in piedi. Ho letto alle 5. Ho letto alle 5, sono in piedi stamattina alle 8. Sì. Cazzo, mi aspetta mica me da fare i LED sotto, devo farli anch'io, sto qua. Me lo devi beccare. Andiamo ragazzi? Andiamo, fai strada, non andiamo. Oh, ce la fai a camminare a schiacciare il pedale? A mettere una canzone, è rimasto. Mamma mia. Mangiatore. Mamma mia. Lasci toccare. Guarda. Canzone di merda, scialbo. Vado via. Dove è andato? Ancora un cazzo sto mangiando, sono una gran casino a porta. È vero. L'ho fatta colpita. Questa qua? Bella. Questa qua ce l'aveva il mio caro amico, ora è uscito, cioè non è più in città. Ma ne ho preso sopra per rumore io questa. M8 le donata roba o l'M8? M8? Bella anche quella. Quella ce l'ho, anche la Giulia, con la Jeep, con la RS6. Che non spegni fuori i soldini qua dentro. Che fai qua in città? Lavoro dell'avvocato. Beh? Non sto a vedere una cosa. Poi mi hai rubato una ruota. No, a posto, a posto. C'è nessuno in città? No, neanche un anno. Dove sto? Sei visto cazzo andato? Ah, dritto. Adesso È vero, l'ho perso. anche a me.
aspetta, eccolo là. Ricordo che avevamo parlato solo. La roba che fa fatica a stare dietro le macchine originali è buona. Ah, sì. Se la fanno fare capo kit, metto ancora là. Anche i freni ceramici li ho messo su, non fanno un cazzo. Questa qua non frena tanto. No. Andiamo in giro in città. L'ambulanza dove qua? Ci vediamo l'ambulanza, non lo so. Eccolo là. Stiamo in fondo, Va per tutte le vie, cazzo. Mignato, per tutte le vie. Sì, ma siete scarsi a guidare. Ma stiamo andando piano. Ma buon cazzo sto macchina chi è? È un cioè stiamo facendo una passeggiata, non una corsa. Anzi, scusami. Questo è il cambio Luca, canzone. giusto? No. Ah, sì. Io. Daniel. Ah, Daniel, mi puoi accompagnare qua un attimo al garage che prendo la mia macchina, per favore? Adesso compagno. Sì, qua a sinistra, a sinistra. Sì, sto a mettere una canzone, vabbè andiamo al garage e la metto. Ma perché te pensi che starmi indietro? Non c'entra la macchina, c'entra il pilota, scemo. Ah, va. Se puoi salire qua un attimo su. Sì. Mi prendere la macchina. Un attimo. Vado posto con me questo, per un cazzo. Va, prendo questa qua. Tanto non esce qua. No, ma che tu. Macchina. Ma va questa? Corre questa. 350, Una no? volta ha fatto ste cazzo di... Allora. Però frena. Oh, cognà! Cognà. Oh, ma quando è che c'è da fare i LED sotto? Li ho fatti prima con questo, hai visto rossi? Che cazzo? Ci sono mica adesso. Aspetta, ora li chiamo. Se mi tocca vado là una macchina, se no vengo su con te e spawno là io. Tiro faccio. E poi non apro le va. Carissimo, te cago col cazzo sempre. Sei ancora là? Ci si becca? 10? 13 minuti, ci si vede là. Così sono... Sì. Vai, ciao caro. Ciao. Quarto d'ora a Nemo. E io mi dove va per levare? Beh, c'è tempo, aspetta un attimo. Un quarto d'ora proprio lì. Ma ora che arriviamo fino là. Minchia, oh, e che stai? Non è che stai andando a galoppo. Minchia, Che ne so. miseria. Quella Lambo prima non volevo 5 quarto d'ora arrivare là. Facciamo un festino abusivo qua? Qua? Festino abusivo qua? Sì. Proprio qua? Qua, proprio qua. Lo fare qua? Aspetta. Oh, come Cosenza, è aperto. Sì, nuovo. Non l'hai sentito prima? Sì. Dal pane blu, dopo ti dà il panino blu. Dove sta il mio amore? Dove è andato? Dietro. Niente. E niente, sparano. Stiamo a fare un cazzo qua. Ah, ma tu Vit non hai visto la casa mia, Vit? No, l'ho visto solo quando stavi morto. Niente. Andiamo. Come quando stavo morto? Beat? Sì. Mamma mia. Andiamo. Ma come quando stavo morto? Non so, quando l'hai mandato tramite email la foto, se non sbaglio eri tu. Credo. No, non ero morto. Questo coglione che si era travestito e c'era gente fuori casa. Ah, sì, ok, è vero. Nacci dei big. Andiamo. Pensa te. Ma chi si è travestito? Tu, travestito di me. Ah. Vuoi fare una gara? Ma che cazzo. Oh, ammazza che baby! Ammazza che baby!
Oh, fra, Uè. che è sto fatto che torni indietro? Fra, chi mi fa paura? Dai, levati dalle palle, fra. È bella, vieni con parcheggiare noi che la ci abbiamo i macchina? soldi, lascia sta Tu questo te ne qua. stavi scendendo, fra, non devi parcheggiare la macchina qua. Perché non posso andare indietro? No, non puoi, fra, zona mia, questa vatta. Ah, cazzo. T'ho chiamato dai, levati, fra. baby. Aspetta un attimo, sì, aspetta un attimo. Oh, levatevi, dai, levatevi, Aspetta, zona mia, aspetta un levatevi. attimo. Ma che devo aspettare, fra, levati dal cazzo, questo è Il parcheggio. marito di? Dove cazzo sta a casa sua? Andiamo a fare un giro di qua. Che cazzo che gente. Cazzo che fare al pistolone e lo Sta fermo? No, non sto da nessuna parte. Montato, dove stai? Aspetta un attimo, però che ci ha chiamato. Avanti di qua, vai avanti dritto. Non tocca da sua. No, non ho capito, l'hanno chiamato. Tipo. No, ma lui è salito su. Eh sì, è salito di qua, è salito di qua. Prova ad andare dritto, non posso che a casa sua devi via per di qua dritto. No, vabbè, ho parlato in radio e ho detto che l'hanno tipo chiamato. Qual è la casa? È indietro. La prima via che c'è qua sulla destra, sulla sinistra, scusami. Qua. Avanti. Avanti, che sono di leoni fuori. Cazzo è questa qua, quella qua. Questa qua indietro, questa qua. Questa sulla sinistra che c'è. Qua? Quelli dietro a te. Di dietro, vai Ah, ok, retro. qua. Qui c'è il portone, sì, questa è. Sì, però è chiuso. Montato, a posto? No, sto parlando con Antonio, vediamo. Che radio sta? Quella solita sua? Penso di sì, non lo so. Canali. Non so mica la diversa di questa. Ah, Dio, sto danato. La compra. Check, buon cazzo. Ho visto. Ehi, montato, dove stai? Siamo in giro, voi? Io qua, fuori casa tua. Aspetta, arrivo. Un secondo. Ma dove stai? Tony. Dove? Vabbè, aspettiamolo qua. Ma ha detto che veniva qua. Dove stai tu? Anch'io. Dove giri sto fai adesso? No, andare in un posto e dopo, ormai se becchemmo. Tra un'oretta. Vabbè. Caro? Tra un'ora Ok, se ci vediamo. becchemmo. Ora Va bene. ciao. Dopo. Ciao Tony. Era Tony Alcatraz. Oh, questa è la casa di Tony Montana nella scarpetta. Esatto. Sì, fra. Ah, questa si apre proprio così. Sì, certo. Bello. Ehi Tony! Ti abbiamo chiamato tutti praticamente. Faccio un attimo uguale sempre, in casa hanno preso soldi, bene, poi scendiamo sempre. Quelli là, che è successo? Ah. Tutto a posto? Sì, Ho visto che avevano sparato. Io lo faccio pure Sì, loro. sì, diciamo io, tanto io penso che Poi c'è la poco piscina. finisce. E Muoviti poi... perché sennò non è che aspettiamo le due, vabbè. Muoviti, ciao. Ciao. Poi c'è... Amico, io sto tornando qui tra chi fra un'ora. Qua com'è sopra? Tipo come il film o è a caso? No, è simile. No, sai che il discorso da porta, da girare da qua. Allarme che è questo? Dove è andato? Sopra, dove è andato?
Ok, qua sopra. Vabbè, questo è l'ufficio. Barconcino qui. Bello, bello. Ah, tu mi vedi da quello che... No, da qui. Cosa? Giù, Che cosa? si vedeva. Ma che cosa? Una volta mi sono vestito. No, sotto. Beh. Ah. Ecco. Che cazzo è grande? No, sotto dove c'è il coso. C'è il tende rosso. Ah, ok. Ok. È grandissimo. Aspetta, vai avanti. Qua l'hai visto, sì. Sì, Pure qua il sì. bagno. Bello. Questa è la camera mia di mia mujer. Oh, sai che Viene inizialmente spagnolo. avevo scambiato tua moglie per quella della logistica? No, beh, anche io una volta gli ho detto sei incazzata. Infatti diciamo di sì. No, diciamo sì. Vedi, Giada? Madre. Sì, sa. La voce gli ho detto è simile, sei incazzata. No, No, non la tanto. voce non è penso simile, proprio, ragazzi. guarda. Sì, sì. Ma non so, ma lei è piemontese, lei è? Allora, l'accento è, cioè, è Scusa, diverso. dobbiamo andare a fare l'officina illegale, dai. Però la Andiamo voce Sì, ma tutti. non da prelevare, andiamo via, te però. Ah, ma no, ma dobbiamo andare tutti, andiamo tutti, ci vuole. Mettetevi un outfit con la maschera. Amica, l'ho già la maschera. Niente. Ma l'amico da prelevare prima, cazzo. Intanto voi andate, tu e Vito. Aspetta, vi apro. Tanto noi ci cambiamo. Va Io bene. ce l'ho la maschera, Ma prelevare c'è un punto dove non c'è mia spaccacazzi. Dobbiamo aprire il cancello. Mi sa che ce l'ho per col crack, lui. Boh. Vuoi aprire il cancello, Monta? Devo prelevarmi, devo fare il neon di questo, i fanali di quella. Oh, ma no, cognato. Cognato? Oh, non mi sento. Hello? Un attimo, ragazzi, stavo a parlare con Bob. Ok. Oh, e qua non esce, cazzo. Porca puttana, ho sbagliato strada. Che strada di merda. Cazzo, hai fatto un... Qua veniva poi il parco. Se si chiude o no? Ti accompagno alla banca. Sì, la banca che mi faccia cazzi perché qui gli hai soldi che va via qua. Così da prendere il capo a casa io. Ah sì, a mia nonna da ammazzare, per quello. Ti lascio qua. Dai, Una banca, diciamo, sicura questa. Che cazzo da prelevare? Vabbè, ti aspetto. Cazzo, speriamo che riesco a farmi la Giulia là, che hai problemi con la Giulia, porca. Dovremmo mettere la maschera, credo. Sì, ma loro dove stanno? Se non ci dicono dove andare... Dove ci vediamo? Monta, io più o meno mi ricordo, ma non so bene dove. È giù là, non so. Però vabbè, la macchina è chiusa però, almeno non lo sapevano in faccia. Ok, allora andiamo in garage. Perché qua avanti, qua, il garage, qua... Dovrebbe stare là anche il garage, se no. Eccoli qua, montano. Anzi, hai fatto un'azione contro i finanzieri? Ci vediamo all'819. Anzi, hai fatto un'azione contro i finanzieri? No, sta con me. No, non era lui, cazzo. Puoi mettere 819? Sì, sicuramente subito. Grazie. Aspetta, vado piano che qua è un bordello. Si allarga, no, si allarga. Mamma mia. A me io ogni tanto, sai che mi succede quando vado qua, se corro troppo veloce. Esco dalla macchina da solo, lo trovo indietro, la macchina va avanti. Ah, ok, ho capito. Beh, Sì, la cosa ma- non mi è mai ma- successa, però. Vabbè,
vado un po' veloce. Guarda il garage. No, così non vuole. Qui ora ci fermiamo qua. Non so se dove è messo il punto c'è il garage, a dire la verità, non mi ricordo sta roba. No, sì, dall'altra parte della strada. Anzi, sì, segniamo quel posto dove sotto io l'altra volta, c'è il garage. Però sì, davanti a loro però. Questo garage è là dietro. Vabbè, dai, vediamo. Sentiamo a lui magari. Se mettiamo la maschera lo stesso, ma cazzo, però che io volevo scappare qua. La Ehi, Montà, dove stai? Sto arrivando dove ti ho detto? Ti spiego brevemente. Ok. Da un lato si vedono due che mi puntano, ok? Dal lato laterale. Poi si mettono dritti a parlarmi, però io ne vedo solo due. Cosa è successo, ragazzi? praticamente ma è in scazzo centrale- del cazzo ora se tu vai a piantare il Niente, fagiolo. ero in centrale, cioè avevo l'arma e la pistola. Mi c'è fianchi i finanzieri e ne vedo due. Mi fanno Oh. scendi che sei puntato. Ah, che secondo Si me c'è la fiancano maschera qua adesso. poi davanti dove e trovi la ne maschera? vedo, e ne vedo due che mi dicono sei puntato. E io gli dico io ne vedo due e scappo. Però se io ne vedo due dalla mia visuale lì non c'è. Perché ti hanno puntato? Perché avevo la maschera. Ok, e com'è finita? Niente, però visto che due finanzieri sono in caffè mi puzza sta cosa. No, com'è finita la cosa? Niente, che sono scappato e li ho persi, però mo io li vedo, sono due in assistenzazione loro. Non mettete qua dove è il blip, dove è il garage che prende la macchina. Sì, sì, va bene. Mettete Hai qua. capito? Dove qua che è il blip. Buonasera, La benvenuti mia grande a clip si Campamento vede Rom. che quando mi dicono sei puntato tipo 2 o 3 volte io ne vedo due. No, Solo che da me i finanzieri stanno sparando la la macchina. Perché? Allora, tutto bene, tanto ci vediamo. Ma? Come sono tappati i finanzieri? Un tipo da solo si è fatto due finanzieri. Perfetto, andranno in caffè per lui. Cogna mannaggia, Ma? madosca, ma cazzo. Ma porco due. Aspetta, porco. No, l'azione è stata bellissima, fra. Bello. Allora, credo, da quanto ho capito, che... Questa azione è stata deve fare- bellissima, giuro. No, finanziere questo affittato dalla e cassa. pure altri, un paio. Possiamo farne 3. Porca troia. Questo qua vuoi fare... Ciao. Questo qua vuoi fare in nero. Ciao. E i fanali viola. Amore, sentilo, ti prego. inquietato. Mo. Ciao. Sono cagato sotto, fra, pensavo dovessi svegliarmi pelato. No, il problema è che magari non lo fanno adesso, non possono farlo Sposta un po' domani. la Giulia, se no... Sì, sì, infatti, Se ti faccio vedere un attimo il clip mi dà il tuo parere in caso però. Spostati anche tu, per favore. Mi levo. Spostati, Victor. Spostati. No, ma semplicemente allora dimmi, loro ti hanno fermato perché eri mascherato, ok? E fra, ti devo far vedere per vedere se Vai, dalle vai, impugnature andrebbe bene il mio Attento, alibi. attento, attento, non sia mai. Veramente. Aspetta. Ma ritieni sul cambio del suo figlio? Questa è quella bit, credo che qua gliele può mettere. Ma in nero, si possono in nero? Sì, mi sembra di sì. Queste mi sembra che rimangano solo il fumo, se non mi ricordo. Ho fatto la mia, ma l'ho fatta tanto dopo. Come adesso riesci a fare in nero di questo? E li fai blu? Blu? Sì, e fari blu. No, sto solo in neo questo qua blu. Ok, se non si possono io ti faccio i fari. Fammi fare. Vabbè, in caso chiamami, Fra, Sì. glielo domando. Della Giulia? Raga, mi Posso fare i sentite? fanali? Sì, il fumo no, solo io ce lo posso avere. Io volevo scappare, io sono questo Non per dissi, scappare. pezzo di merda. Ah, Sono in centrale. Capo, porto io questa. bastardo mi hai chiamato con nome. Ma è nuovo il signore? Ni. Vedete tutti al salvage, cosa dite? Io. E questa rossa? Questo è i fanali rossi, questa. I fanali rossi, i fanali rossi. I fanali rossi. Allora, sono... devo dire, ti faccio una chiamata perché devo vedere cosa funziona e cosa no. Ok, vuoi che giatti giù il mio numero? Ma vabbè, No, chiama me, chiamalo, chiama me. Chiama lui. Chiamo lui. Ok, grazie. Oh, streghetta, vuole rossi, Rossi, almeno fammi un cugnato. Ah, capon. Come mi Vabbè. cugnà, come mi cugnà. Guarda, sorella, guarda qua, bella blu, guarda qua. Non mi ricordo più, Non mica ho 300k, che mi basta 300k.
Non lo Ah. so. No, sì, Va credo di bene, sì. e credo. noi tre abbiamo da fare un attimo, ci becchiamo più tardi. Ma che hai fatto, sorella? Che maschera hai messo? Aspetta, Non lo so, non lo mo, so. dove ci vogliamo. vediamo? Chi è? Eh. Ah, lui? Mhm. Ma lui non sappiamo. No, niente, posto. Dove ci becchiamo in caso dopo? Ah, boh. Di lì ci becchiamo. In Congo. Di lì ci becchiamo. Con calma, aspetta, ma ce la facciamo? In Piere Beach. Ci Ora becchiamo. Ci becchiamo al centrale. L'ha detto, Al centrale. tra 10 minuti? No. Ah, sì, Sì, sì. Va bene, ciao ciao. Hello. Hai fatto la blu così, come la tua, sarà questa. Ma chi? Ma che no, come la tua, vedi mica stavo davanti a Non lo te. so, la mia è più bella. La mia è nera e rossa. Forza Questa- Milan. Questa è l'azzurrina. Ma l'ha fatto un po' l'assetto questa. Quale? Sì, questa ce l'ho sempre fatta. Sì, ma anche quella è l'M8, vediamo l'M8 quella, mi ha fatto questa. Rosso cherry. Alexa, imposta luce all'1%. La forza c'è più qua. Ok. So, Ok. io compro anch'io, guarda. Quanto ce l'hai il volume di Alexa? 8000. Ma io non gli dico, Alexa, No. mi accompagni al bagno? Ah mia, qua Alexa accendo tutto, la friggitrice, la lavatrice, Ma l'asciugatrice. come Ma manda anche a fanculo ogni tanto. Pensa invece di Alexa, dico. Accendo le luci. Teresina, accendi le luci per favore. Vabbè, si Sì, no. potrebbe fare, quella è carina. È molto carino. Non c'è, Teresa non c'hai Alexa. No, è che secondo te io ho Alexa? Minchia. Così ti chiamo qua Alexa, non so che chiamo qua in Discord, se tu No. su Alexa. Potrebbe essere utile la cosa perché avendoci casa a 2 piani, sai, no? È difficile far su e giù. Allora ho l'Enet, potrei farci. Ha Su ragione internet. quelli lì. Poi puoi installare anche nel telefono Alexa. Funziona. Sì, facciamo tutto. Gli dico che mi devi rifare il letto, la lavatrice. Vabbè, ci sta. Poi ogni tanto ti mando a fanculo perché intanto sono stufo, perché non capisci un cazzo. Se no chiamo direttamente il mio amore, poi gli dico scusi amore, mi può rifare il letto per favore? Lui arriva, me lo fa, giusto? Sì. Assolutamente sì. E come mai lancio via, lo lancio e si è fatto il letto. Lo lanci. Tante volte mi sì. manda vocale e dice lo devi lanciare Teresa il letto, che si rifà da solo. Sì, ma che sono stufato chi che mi va a comprare lì dell'avvocato. Ma è un cazzo sto stufato. Niente. Montà. Anto. Mi hai chiamato per nome. Vabbè, frate, sono amici, tranquillo. Vabbè. Tranquillo, anzi, mi avevano chiesto se volevo lavorare anch'io qua. Antonio, Vito, mi sentite? Sì. 5 minuti e arrivo. Sto facendo una cosa con Montana. Non sto piantando con lui. Sto facendo altro. Ci ho provato. Ci ho provato, sì. Vito e Monello. La Ma finito mancanza. di piantare? La mancanza. Hai finito di piantare? Hai terminato il tuo piantamento? Con Lola. Sì. Ah, fate la bella vita. Pezzo da merda. Stai crescendo la pianta? Qua a Roma è un miliardario. Non come a me che sto in America senza una lira. Monti. Oh, a me non mi Sorella, perché non funziona. te la metti sui neon, sulla Cazzo di Jaguar? telefono. Per fare il rosso già, il neon. Sorella. Che palle. Cazzo, ha fatto un bel assetto, sto un bel basso. Ma tu sei mai entrato? Montato dentro? Dove si sta, guarda qua? Sì, c'era anche mia sorella, ma... Viaggia? Ma dove sono mai entrato? No, nell'officina. Ah, no, questo Ah no. no, peccato, bello. Almeno dove era prima sì, era molto bello. Hace calor en la playa tope el botijón. Io rete un cazzo oggi. Che c'è, Guagnò? Molto poco oggi. Ah sì. Ieri un pacchetto stavo qua a giocare io. Un pacchetto.
Non mi messo, questo gioco qui ti fa fumare nella ciminiera qua. Davvero? Poi ero track e io sui miei fumato ci sigarette qui, ero tutti attento alla strada, di qua, di là. Gli altri quelli che ti vengono addosso, li mandi a fanculo. Ma tu è da tanto che ci stai, Davide? Io? Sono 2 mesi, tre. Ah, Sì, prima lavoravamo, appena siamo iniziati in città siamo invece a lavorare a Salieri. ah, ok. Poi siamo andati a Removia e poi siamo andati al bar dell'avvocato. No, ho capito. Ma a Removia che sta più nessuno. Sì. Ah, scusa. Mi ha fatto uno squillo perché non c'aveva i soldi? Ma Davide che sta al bar dell'avvocato. Ah, vai. Ok. Vai. Ok. Non mi sono lago. Ok. Gli hai fatto il prezzo come lo fai a me, quindi. Ok. Certo. Va bene, bello. Ma ti conviene, fra, te l'ho detto l'altra sera. Eh, eh, sì, certo. Va bene, frate, a fra poco. Ciao. Sta facendo dei buoni prezzi. Ah. 2,50 tutto, cognato. Vabbè. La sua lampo è riuscito a fare... Vai tranquillo, ogni tutto a posto, sei con me, stai in una botte di ferro. De ferro, Ferro. Proponiamo, perché non gli fai a Teresa la macchina sui neo sotto? No, Gliel'avevo detto, non le vuole. ma Perché? non spendete soldi per le cazzate, ma Perché? spendete soldi per altre robe. Perché lo devo comprare? Vuole risparmiare per il matrimonio. Esatto, vedi, il mio marito ha capito subito, vedi? Giusto. Già. E fare le cose bene. Scusa, Montà, ma quello che stava al bar dell'avvocato, Sì. Davide, era Davide che si chiamava? David, sì. David, ma non ci sta più. Certo che c'è. Ma sai che non l'ho beccato per niente? Che cazzo ne sai? No, pensavo ti fossi cioè l'avessi incontrato. Ma io l'ho incontrato oggi. Aspetta che sto mangiando le pallotte caciova. Pallotte caciova. Quanto mangi un filo di pesce? E ova. Cace. Ovi, cace e ovi. Caciova. Aspettate, in mente faccio una roba, scusate. Cazzarola, la sua macchina si alza da sola. Ma chi? Hai visto? Sì. Quale macchina? Questa. Tutte e due. Queste qua si alzano e si abbassano da sole. Ma voi, cioè, che problemi avete Oh no. avuti? No, abbiamo visto che sono alzate e sono abbassate. Forse sta qualcuno dentro morto. Ah, pure forse. Poi sta il lag. Camminando, facendo una corsa. Così. No, beh, ragazzi, è stato un piacere, io penso di staccare. Già così presto? Sì, prendo l'aereo e vado in un'altra città, penso. Buon viaggio. Ah, grazie. Pezzi da merda, bastardo. Dai, che sei rimasto offeso. Che sia solo un'andata. Ah, bastardo. Dammi tutti i tuoi soldi, dammi. Tanto non ti serve a niente. Ti piacerebbe. Ti servono a niente, pezzi di merda. A te che ti serve? Devo fare un matrimonio io, mi devo sposare. Io non so, tu ti vuoi sposare, io ti devo pagare. Mi devo sposare, sono A un parte poverello. che volevo vedere se mi inviti, se mi inviterai mai. Sono un poverello. Ah, sì. Aspetta, la prima cosa che, da quando sto in città di là, la prima cosa che scrissi ai living è: mi dai la tua macchina? Ah, fanculo. Ma chi? Living, quello dell'armeria.
E niente, penso di andare al resort Paradiso a salutare Chad e poi penso di staccare. Il simpaticone, sai perché ti ha chiamato sicuro? Perché ci sta pure l'amichetto in città. Ah! A saperlo. Che ci sta? Da sistemare qualcuno. Io non so davvero. Come? Chi ce l'hai? Con te? Ah, non dico, non lo so io sinceramente, che ti devo dire? Boh. A saperlo, cazzo. Mi divertivo un po'. Qualcuno da Vabbè, sistemare? no, no, a posto. Già è bello sistemato da un po'. È andato a letto finalmente. Ah, ok. No, no, no. Ha fatto tardi però. Era ora io. Testa, dai, saltella, saltella, fammi vedere, fratelli, saltella. Vai, saltella. Vai, saltella. Vai stasera. Vai, Baldoria, stasera, fratelli. Se non vengono qui a me sparano io. Vaffanculo, video di merda, dai, levati. Dai, non mi montare- piace più. Non mi piace vederti qua. Non Non mi piace per niente. lo so. Ero troppo forte. Lo so. Sì, sì, infatti. 9 volte su 9, per non dire 10 su 10, mi dava del cheat. Mi dava del cheat per diavoletto. Vabbè, Oh, vabbè, montare a cheat, vabbè, no, vabbè. Vabbè, Io per ti porto in sfotto, caff. ma io sfotto pure Gianni, sfotto tutti quanti. Sei uno scarzone. Bello Gianni, sta facendo un casino da là. Che sta a fa? Sta a fare un sacco di roba. Però io non riesco ad entrare, né di qua né di là. Cioè tipo sta settimana avrò giocato tipo un'ora al giorno, oggi. Neanche. Che palle. Vabbè. Io vado. Ciao ciao. È stato un piacere. Spero esploda l'aereo. Spero esploda l'aereo. Ah? Vabbè. Senta, mi scusi, lei buon uomo. Non lo sento. Spero ti puffano tutte le macchine. Non a trovarle più. Oddio, sta tornando. Non mai. Oh. Non si vede. Vabbè, voglio sapere Vabbè, chi è l'ha questo capito. pilota. Ho capito, ho capito. Ah, non lo so. Ha capito qual è la macchina di merda. Chi è questo pilota? Guarda, sono curioso di vederlo. Mamma mia. Vabbè, Porca dai, puttana, non l'ho vista proprio. porca l'ho visto, pensa se la vedevi. Ma perché no, so i fari che sto belli forti. Ho visto. L'ha sfondata proprio. Aspetta, la richiamo. Vabbè, fai fare a lui e poi richiamo. Mi dica tutto. Allora, ricordo le tue erano la Jeep e la Giulia, giusto? E la Remo. Ah, tutte e tre erano sue. Ok. Allora 2,50. Ok, io metto qua a terra. Sì. Oh, streghetta, te ne mette qua a terra perché non ci voleva i problemi, vagabond. Qua te fa queste cazzo di macchine, porca puttana, perché se no ti c'ava un calcio, Vado. Una volta Vagabond. cognato. Qua a volte. Va piano, chi va piano va scendere lontano. Vedi che lo sai. Vagabond. Ma figa ha detto, guarda, perché c'è questa calcio di macchina. È rotta, però te la potevo aggiustare, vabbè, dopo te la aggiusto. Il ragazzo ha detto, porca troia, l'ho vista la macchina. Porco due, sapete quando me la lanciava? No, guarda, a parte che in questi Ma giorni... sono viola li hai fatti? Non erano blu? Ho sentito male io. Viola l'ho voluti. Era viola e rosso. Giusto? Sì. Se no vado a cambiarli, non è un problema. Lo sapete che per me non è un No, problema. no. Tutto, Per non dirlo, penso. Io avevo sentito blu in qualcosa. Ah, aspetta, se a caso vado a cambiarli, non c'è problema. Cogna, vagabond! Devi smetterla perché non ce la faccio non ridere. Professa. Cogna. Dimmi. Vagabond, ma c'era qualcosa di blu o era tutto viola, volevi rosso? Che colore? Il colore, sì. Non ce l'avevi detto pure blu? Sì. Mi ricordo bene, avevi detto la Lambo blu. Ah, allora ho sbagliato, dai, tirala fuori. che No, ho va bene sbagliato lo la stesso, sua va tranquillo, va tranquillo. No, va va bene che lo non è un stesso. problema. Va tranquillo. Ma va là, cazzo si frega, cambiamo verniciatura e vagabond, si frega a cazzo, Ma non è una verniciatura. Va bene, raga. Dai. Ma ancora è qua, vedo. Ma ancora, ma te ne vai? Stavo ascoltando le vostre cose. Ma togli. Oh, non origliare.
Questo lì, su pezzi da merda, su Tramon. Ma mandarti il cimo del rap. Anzi, valle a fa col culo, Valle, vai. Vieni a dare una mano. Via dai. testa Che sciarpa. il tuo è migliore. Ciao ragazzuoli, buona serata. Ciao, ciao. Buona serata. Ciao, Vito, ciao, Vito. Grazie di tutto. Ah, figurati. Ah, fa mo cacchi di Tanto Vito, dove siete? Abbiamo appena finito in realtà, raga. No. Tu stai in officina? Vicina? Sto arrivando. Sta facendo? Che state facendo? Le piantine anche in officina. Abbiamo visto in teoria quelli che ci hanno rapito a me e Mitch l'altra volta. Avete? Abbiamo in teoria al centrale ci sono quelli che hanno rapito me e Mitch. Cioè? Dai, tipo... quelli che ha rapito me e Nico l'ultima volta. E a me singolarmente mi hanno preso una sera. Io, amici, invece volevo dirti questa cosa, non so ormai quanto ti interessa, ma sappi che c'è Vito in città. Lo so che c'è. E mi pare che non è manco in servizio. Ah, sarà lì PRP. Porto di figa malato di roba. Su applicativo a Teresina? Chiaro, chiaro, bloccato 30 secondi. Easy. Easy. Ma vediamoci che siamo tutti e quattro assieme, dai. Ma non chi siete? Con Dylan. Io sono con Teresina. Vabbè, giriamo tutti assieme, dai. No, ci si becca dopo. Ma... Cazzo vuoi? Se ho bisogno... Se hai bisogno, tranquillo che vengo, non ti preoccupare. Va bene, Sono sempre- questa me l'annoto. Sono sempre... Prima che hai fatto, mentre ti chiamavo, hai messo la modalità quale? Una volta ti ho chiamato, non mi hai cagato, bastardo. Ti ho detto stavo a fare l'outfit. E se mi stavano a rapire e ti chiamavo e mi hai staccato 8 volte in faccia? Su me, darci un taglio. No, dacci un cazzate, ma dai, vai. quello stai a Vabbè, piantare, ma pure poi tu. veramente, Una solo vergogna. quello che c'è Vito per fare il rapimento, guarda, un'immagine. Che cazzo devo dire? Che cosa hai fatto quella sera? Cioè, come fa a prendere la serie? Lei Una rap, cosa come che te le mangi? stavi parlando in una lingua incomprensibile. Le cime del rap come ti piacciono? Gli dice allo stadio. No, dai. Tanto sappi che il fuoco amico non è consentito. Dai che sei diventato una checca pure tu ormai in montagna. Aia. Accuse. Lo tocca piano. Prendi un aereo, dai. Ti aspettano di là. Dovete andare dalle gang, dalle fam, dagli soldi ma sporchi almeno per le pistoline. Ma che cosa? Che non Vai faccio a niente. spaccare le pietre, dai. Vedi che sono un po' di soldi. Tanto c'è un problema, ci stanno seguendo. Dove? C'è un Savage. Dai, amici, non fai il cazzone, non mi fa venire là che non è vero. No, è bugia, fra. Oh, guarda, mi sta sparando. Sì, un piccino da mamma. Giusto. Va bene, Ti hanno fatto Dylan? Aia! No, ha fatto anche Vito, bro. Ciao ragazzi, ciao, buonanotte. Ammazzati. Meno male che c'eri se avevamo bisogno. Sì, quello dice vieni qua, hanno sparato a Vito. E fa così, non lo vedo. Ciao ragazzi. Chi è quello là che stava insieme a Montana? È una tipa comunque. No, sì, lo so che è una ragazza. È presente la ragazza di Montana? Dice che c'ha un fratello. Capiti da là. E stava in radio in quella là che sto io. Quindi penso sia la nostra anche. Sì, avevo Daniel. Daniel, O sì. Pietra. Daniel. E dov'è Daniel? Sta con lui. Ma Tanto, ma sei con Daniel? Staccata la mella, staccata. Ma Al che vado chi è, pure a Daniel? fare in casa. È abbiamo uno dei morto. nostri, è uno nuovo. Oh, eccolo. Dove sei, Dani? Non so cazzi tuoi. Tanto ti faccio male. Non so cazzi tuoi. Un cazzo di me come siccome sono il vice. Ai.
Aia, qui l'ho toccata piano. Scusi. Qui sto abusando, eh. Scusi. Allora dov'è Daniel? Daniel è in macchina con me. Cazzo, non ci fai ancora una sistemazione, coglione? Perché mi sono rotto il cazzo, amici. Nuovamente ci sono quei bambini del cazzo, ora io devo parlare con Bog. Quali? Quelli che hai fatto volare a te? L'abbiamo trovati al garage con Teresa. Sì, sempre Mara testone. stai zitto, no, Mara stai zitto. Ok. Hanno cominciato a fargli, bella, vieni con noi abbiamo soldi, hanno cominciato a spararla a random. Ancora. Sì, anche a me prima. Andiamola a cercare in città. Comunque li odiano tutti quelli, porca troia. Cosa fanno? Sì, anche Bog stesso. Allora, Vito, tu ti sei perso tante cose. Ti sei perso che, ad esempio, io le molestie verbali verso una ragazza non le sopporto, no? Ok. Quando arriva uno e vede una ragazza sul ciglio della strada, come se dargli la puttana, fatti toccare la fighetta, puttana, roba del genere, la prima cosa che ho fatto sono andato da Bog. Ho detto, Bog, Ok. guardati questa clip. Appena visto la clip, ha bannato il tipo 30 giorni. Sì. E poi questo qui mi viene a dire a me in privato, io ho 34 anni, ho una moglie, 2 figli, faccio povera tua moglie, poveri i tuoi figli se hanno di fianco un viscido pezzo di merda, mezzo uomo che non sei altro. Non ti permettere, se no mi incazzo. Faccio cosa fai se ti incazzi? Che pensi di fare? Non mi capite. E niente, comunque sta città, bro, c'è veramente del Scusa, Fra, viscido. prima in CAF dice che non gli interessa del gioco e che capisce le sanzioni che prendono e poi viene bannato e piange. State attenti a questi qua. Mi sa che sono loro. Gli piace andare in moto, è vero? Sì. Guarda a sinistra. Eccolo, la fermo in mezzo alla strada. Sì, se la stanno studiando, Loro sono in più di noi. Loro, bro, sono in... Guarda che si fanno dall'altra... Guarda. Che c'è in quella macchina? Nessuno? No, la Brabus nessuno, la Brabus che l'ho chiusa di prima. Sì, comunque loro sono in tanti, raga, sono tipo ecco. Sì? No? Sì, sono un sacco. Prima sono usciti Sono- da appunto ed erano tipo 6 o 7. Quando mi hanno rapito a me erano in 16. No, a me tipo in 8. Però era quel gruppo di RA e l'estremo ultraman. Pure, che guarda cazzo quest'altro. fa? Ma come guidate? Ah, disse quello che viene incontro. No, vabbè. Andri, come guidi? Andri, Io non ho parole. ma io non ho Guida- parole, scusa. Io non ho parole. Cioè, però. tu guidi come al cazzo, come al culo, Cioè, con quella tu mi faccia vieni- di merda cioè, che tu ti mi trovi. vieni incontro. Ah, disse. Cioè, io Disse. non lo so. Io non lo so. Disse il davvero. ragazzo, disse. Devo dire. Dai, Oh, è ancora io ti lunga. ammazzo. Io ti ammazzo. No, Minchia. No, io ti taglio la testa, bro. Taglio la testa, non capito. Porca miseria, sto iniziando a aver paura, raga. Andate via. Ma li conosci? No, non li conosco. Fermiamoci, facciamo finta di andare da loro e li spariamo. Aspetta, perché se sono così coraggiosi hanno le mani robotiche. Torna qua, torna. Torna. Tonna. Tonno? Tipo il tonno femminile. Attenzione, se ingaggiano loro, ha detto t'ammazza, ingaggio verbale. Esatto. Dobbiamo anche rischiarci. No, c'è Vito. Vito lo sai che non è uno di quelli che apprezza le sparatorie. No, vabbè, no, non mi interessa neanche in realtà. Beh, è già passata la voglia? Ma non torni qua, gli dico. Cioè, non torni qua? Ma tonna sarebbe il tonno al femminile? Tonna qua? Ma stai in silenzio. Grazie.
Aiaia, 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 picchiamo, aiaia, 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 aiaia. Quindi il culo. Ma che sembra per il culo? Per il culo. Oh, torna qua. Quindi il culo. Frena il freno di botta a giocare, che livelli. Torna qua, torna Aia, qua. dove vai? Guarda, guarda che volo fanno, guarda. Non era così. Guarda, 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 guarda. Sono andati dritto, sono andati dritto. No. Non avevo girato. No. Torna qua, torna qua. Torna qua. Dai, prendi per il culo. Vieni per il culo. No, ti ammazzi, io ti ammazzo. Oddio. La madonna. È lui? Sì, si sa che è lui. No, non è possibile. Usci dalla macchina, mi sembra un quello, zio. No, no. No, torna qua, dai. Torna qua. Non torna più. Non torni più? Torno io mai? Oh, no. Non è lui. Anzi, lui mi sa che è... Oh, è lì la macchina. L'avranno cambiato. Ma quella è una macchina di Anto? Da qua cosa è cambiato? È davanti, sempre davanti. No. Prendiamo quella lì. Scusate, raga. Oh, che c'è? No, niente, non ti preoccupare. Ah, ok. Chi è che? Passettine Torna qua, torna qua. Sti qua, no, sti qua sono quelli che abbiamo salvato prima dei carami. Sì, so. Torna qua, dai. Dai, torna qui. Oh! Cosa? Cosa hai No, visto? avevo visto che ti eri lanciato addosso un muro. No. Dici. Come? Ah, vi siete fermati, diteci. Sono fermato perché ho un problema purtroppo al piede, fra. Per quello. Ho un problema al piede, fra. Ok. Ok. Ma tu torni? Bella moto, sta Aspetta, guarda la moto, guarda la moto. Oh, bella moto. Ah sì. Porca troia. Bello. Ma di che è questa motovina? No, l'ha chiusa. Di Non che? vuole che gliela rubi. Minchia, ha paura. Minchia panico, fra. È la riunione dei tubi. Dei motard. Oh, duro. Oh, duro. Dov'è la festa? Dov'è la festa? Anche senza soldi possiamo fare qualcosa. Senza soldi una pistola, cos'è che hai detto? Guarda che sta collando il radio. Sì, lo so. Ciao Duvo. Scaberto. Cosa vuole la Skyline? Ce l'ha con lui. No. 113 persone. Sì, dove sono? Dove stanno queste persone? Se per caso il motorino verde quando adesso lo butti per terra e ce lo carichiamo su? No, pure questi sono tutti insieme, fra. Appena proviamo a rapire uno, dopo si mette in mezzo all'altro. È un mio amico, lo difendo, ok? Ma ci sono state 3-4 curve che era da solo. Oh, attento! Richiediamo ausilio a 745, grazie. Sì, la pattuglia 4.5 sta convergendo. Ci fermi! Accosti sulla destra. Contro! È più Vai, safe. poliziotto, prendilo. Sei un po' chiuso però, ragazzi.
Dove cazzo va? Ingolato. No, vabbè. Ingolato. Ma non è, non è lui. Non è il dove torna qua. No, non è. Sono quei due ragazzi che abbiamo incontrato ora in A garage. destra, a destra. Ah, ok. Accostate, accostate. Sei stato trasportato da noi. Accostato. Ehi, l'altra macchina torna qua. Guarda. Fra. Dici. No, non si cagano, no. 2 L'altra macchina non è 3 torna qua. FDO. La madonna, minchia. Eccolo. Eccolo, infatti. Pitalo un po', pitalo un po'. Ma noi lo ucciderlo la chiamavamo Che pitalo, fra. Cioè, che muore. È lì, è lì. Vai, 1, 2, 3. La madonna. Cazzo è la Cazzo l'ha formazione? 1, 2, 3, boom. Cioè, hanno ripreso l'azione perché sono usciti dalla macchina. Ma il tipo è girato a sinistra. Sono tecniche, fra. Accossato sulla destra. Allora cosa facciamo? Accostiamo o no? Ma È tonno? Sai che è potrebbe. tonno? È Che tonno? minchia che pazzo. E sulla destra è andato tonno. Ma l'hai perso, porco dio. No, mi dissocio. Anch'io. Dissocio completamente da quello che ho appena sentito. Lo l'hai sentita? Poi c'è way. Ti smontava macchina tia, macchina mia. La macchina tia, magari. Bello. Che era tutto vero. Ciao, bro. Ciao, bro. Ma quello là è quello. Come quello là è quello? Che senso? Scuso, Dani. Ma va là. Dov'è? No, no. Fa rossa. Ma va. No. Allora, per l'occasione. No, perché mo l'ha fatta rossa con i led rossi. Perché la No, prima. non dovrebbe essere Dani. Non era lui, fra, non era lui. No, non era. Vabbè, raga, se mi volete lasciare un garage oppure da qualche parte. Va bene. Oppa. Che razza di macchina? Ciao, Vituzzo. Ciao, La ragazzi. sicurezza. Ah. Ciao Vituzzo, ci vediamo ci poi. vediamo. Vabbè. Ciao, Ciao bello. ragazzi. Ciao, bello. Ciao.